Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti alla Biblioteca di Area Scientifica che vi dà il benvenuto al secondo incontro del ciclo Conversazioni sulla fauna del Veneto. Questo incontro, Anfibi e rettili del Veneto, biodiversità tra necessità ed esigenze gestionali, è tenuto dal dottor Jacopo Richard, che ringraziamo per la partecipazione. Alcuni aspetti tecnici, i microfoni vostri vengono tenuti spenti per evitare appunto rumore durante la registrazione. Chi vuole intervenire con domande specifiche può utilizzare la chat, le domande verranno poi riprese tutte alla fine della giornata dell'intervento della dottoressa Arianna Spada e verranno poste al nostro relatore. Chi non desiderasse essere videoregistrato può tenere spenta la telecamera. In particolare alcuni di voi avranno verificato che quando entrano non hanno nel display il nome corretto. Quindi vi chiediamo cortesemente di rinominarvi direttamente in modo che il vostro nome compaia correttamente. C'è stato un problema tecnico e quindi vi ringraziamo per la pazienza. A questo punto passo la parola al professor Stefano Malavasi che introdurrà il nostro relatore, che ringrazio. Bene, grazie Alessandra, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa seconda conversazione sulla fauna del Veneto. La prima era incentrata sull'avifauna, questa seconda è incentrata sull'erpetofauna. E tra l'altro ho scoperto di recente che questa settimana, secondo un gruppo internazionale che si occupa di anfibi a livello di conservazione degli anfibi, che si chiama Amphibian Survival Alliance, sarebbe la settimana degli anfibi, ma non ci siamo impegnati per fare questo, ma diciamo per puro caso noi oggi, cioè questo incontro coincide con la settimana degli anfibi, perché come sapete gli anfibi sono un gruppo iconico per la conservazione. Si stima che circa il 40% delle specie di anfibi sia per una ragione o per l'altra minacciata, per cui diciamo così, certamente dentro alla componente dell'erpetofauna c'è questo gruppo di estremo interesse per la conservazione. E per anfibi abbiamo oggi il nostro ospite che ringraziamo, che è il dottor Jacopo Richard. Il dottor Jacopo Richard è naturalista, erpetologo, tecnico faunistico presso Veneto Agricoltura, cioè l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, e quindi lo ringraziamo per questo prezioso contributo che oggi viene a dare sull'erpetofauna che, devo dire, l'erpetofauna italiana annovera specie che sono delle vere chicche, che sono veramente endemismi, specie di grande interesse sia dal punto di vista scientifico sia per quel che riguarda la conservazione. In particolare il dottor Richard si è occupato di diversi progetti importanti dal punto di vista della conservazione degli anfibi, per esempio il progetto sul pelobate fosco che è iniziato parecchi anni fa ormai, che viene continuato presso la riserva naturale integrale di Bosco Nordio, vicino a Chioggia. E quindi ringraziando di nuovo il dottor Richard e ringraziando tutti voi per la vostra partecipazione, passerei a lui la parola per questa nostra seconda conversazione sulla fauna del Veneto dedicata ai rettili e agli anfibi. Prego, Jacopo, grazie. Grazie, ringrazio il professor Malavasi, ringrazio la Biblioteca di Area Scientifica di Ca' Foscari per l'opportunità. Oggi sono qui a parlare della fauna erpetologica del Veneto, però ne parlerò declinando un po' l'argomento dal punto di vista della mia professione, cioè da quella di un tecnico faunista che è coinvolto nella gestione in particolare di un'area naturale di cui ha già accennato Stefano, e una gestione di tipo ambientale, naturalistico, che ha come finalità fondamentalmente quella di mantenere, conservare e se possibile addirittura incrementare la biodiversità di quest'area, che però viene anche un'area che viene anche visitata, quindi in realtà la gestione che facciamo noi è una gestione finalizzata anche alla, diciamo, all'utilizzo, alla fruizione praticamente della biodiversità da parte dei visitatori, con tutta una serie di problematiche che ne derivano.
tenendo conto che ipoteticamente Bosco Nordio sarebbe una riserva naturale integrale. Inoltre poi sempre più spesso mi vengono sottoposte, essendo io un tecnico che lavora per un ente collegato alla Regione Veneto, delle problematiche di conservazione di specie minacciate di estinzione, in cui bisogna considerare, al di là di aspetti puramente naturalistici, anche degli aspetti giuridici, tecnici, spesso economici anche, che entrano praticamente nelle valutazioni che ci si trova a fare. Ho un passato, diciamo, al di là non faccio il curriculum, ma faccio un po' una sintesi della mia vita rispetto agli anfibi rettili, partito da giovane come appassionato di queste specie. All'università ho approfondito con alcune ricerche, anche la tesi di laurea, aspetti di biologia di queste specie, e appunto adesso in realtà il mio approccio all'erpetologia è sempre più finalizzato appunto alla gestione di aree naturalistiche, quindi sempre dal punto di vista del gestore, quindi in questo caso, quindi anche gli studi che andiamo a fare sono studi finalizzati alla gestione di queste aree, appunto come ho appena detto. Quindi rapidamente come pensavo di organizzare questa presentazione? Intanto una introduzione sulle caratteristiche ecologiche degli anfibi rettili e appunto come queste caratteristiche possono essere utilizzate nella gestione delle aree naturali. Poi in realtà, visto che si parla di erpetofauna veneta, una visione generale dell'erpetofauna del Veneto con anche una sorta di sintesi di quella che è il suo stato di salute generale. Poi una parte cospicua della presentazione invece sarà relativa comunque a illustrare le singole specie, insomma non andremo nello specifico proprio della biologia delle singole specie, ma di alcune di esse approfondirò alcuni aspetti, soprattutto in funzione di alcune loro peculiarità ecologiche o distributive. E alla fine andrò nello specifico su quello che è il lavoro che io faccio su queste specie e porterò l'esempio di 2 casi gestionali con 2 approcci differenti. Un caso in cui appunto ci si trova ad affrontare un conflitto tra aspetti economici e aspetti naturalistici, e un caso in cui invece c'è una situazione ideale, insomma stiamo parlando di un progetto di cui anche ha già anticipato Malavasi, perché è un progetto, è un'attività di gestione che viene fatta all'interno di un'area di Bosco Nordio, di una riserva naturale integrale. Adesso condivido il mio schermo. Allora. Ecco, dovreste vedere se qualcuno mi fa un cenno di ok, che sia tutto regolare. Grazie, si vede. Benissimo. Ok. Allora, intanto una rapida introduzione all'erpetofauna veneta. In Veneto abbiamo 36 specie di anfibi e rettili, 14 sono anfibi, 22 sono rettili. Per quanto riguarda gli anfibi, abbiamo 5 specie di urodelio caudati, quindi sono le salamandre tritoni, cioè gli anfibi che hanno anche allo stato adulto presentano la coda, e gli annuri, le rane, quindi le rane, ma in realtà le specie sono differenti e sono anche molto differenti fra di loro. Non si tratta solo di rane, ma abbiamo l'ululone, il pelobate, le raganelle, le rane, i rospi. Queste ho cercato di fare un po' senza andare nello specifico, essere rigorosamente tecnico e scientifico, quelle che possono essere delle categorie, insomma, anche proprio piuttosto, se volete, superficiali, ma abbastanza chiare per distinguere gli appartenenti ad ognuna di esse. I rettili sono presenti con 5 cheloni, che si dividono. I cheloni sono le tartarughe fondamentalmente, come si dice, però in realtà il termine tartaruga è da attribuire soltanto alle specie marine, mentre le specie terrestri o palustri si chiamano testuggini, vengono chiamate testuggini.
Settesauri, quindi diciamo, i rettili che hanno visibili o meno le zampe, perché l'orbettino ad esempio che appartiene a questa categoria non le ha visibili, mentre poi le lucertole e il ramarro le conosciamo bene, insomma le zampe le riconosciamo. E poi i serpenti che ho diviso, anche qui ho fatto delle categorie abbastanza chiare, insomma le bisce d'acqua, i serpenti terrestri e le vipere a parte. Allora, gli anfibi rettili, a differenza di altre classi che sono un po' più eclettiche e adattabili, sono animali che sono appunto strettamente legati agli habitat. Perché? Perché sono animali che vivono a contatto con il substrato e generalmente sono anche poco mobili, non volano, non hanno la capacità di spostamento di alcuni mammiferi e quindi hanno un profondo legame con gli ambienti dove vivono e normalmente non li troviamo lì per caso. Al limite questo caso è determinato dal fatto che una persona, un essere umano, li abbia prelevati da un posto e li abbia messi in un altro posto. Cito ad esempio, un esempio che mi viene in mente, il tritone alpestre, che è una specie tipicamente montana e anche proprio alpina, di quota, si trova in uno stagno agli Alberoni, al Lido di Venezia. In questo caso non c'è arrivato per motivi naturali, non sono state le glaciazioni, non è una popolazione relitta di qualcosa che è successo in passato, ma qualcuno in tempi relativamente recenti ha portato questi tritoni dalla montagna a questo stagnetto poco dietro la spiaggia e li ha liberati. E guarda un po', cosa stranissima, perché questi dovrebbero essere anche animali un po' selezionatori dell'habitat e quindi legati a un certo tipo di clima, in realtà si sono trovati benissimo e questa popolazione è una popolazione florida. Però non è un caso che sia lì, non ci è arrivato da solo. Poi, tra l'altro, sono legati agli habitat e questo fa sì che in certi casi siano anche, possano scomparire per degli eventi, tipo per quanto riguarda gli anfibi hanno una cute permeabile, hanno in qualche maniera, oltre a far passare in certi casi l'ossigeno, hanno bisogno comunque di una certa umidità, generalmente, non tutte le specie, però le larve e in certi casi anche gli adulti, ad esempio, utilizzano gli ambienti acquatici. In questo caso possono essere sensibili anche ad inquinamenti che altrimenti potrebbero comunque consentire a una specie di sopravvivere. E anche in questo caso sono sensibili a disequilibri di tipo ambientale, il fatto che ad esempio dentro uno stagno per qualche anno non ci sia acqua, per motivi più o meno naturali, può determinare la scomparsa di una specie di anfibio da quell'area. Molte specie poi di anfibi sono stenoecee, quindi hanno particolari esigenze per alcuni parametri ambientali e ci possono dare in questo caso indicazioni accurate sulla qualità e il tipo dell'habitat. Mi viene sempre in mente l'esempio della rana elataste, che è una rana rossa tipica dei boschi, che ha delle esigenze molto strette e di un'elevata umidità ambientale. Se per caso l'ambiente del bosco viene a essere modificato e questa umidità ambientale cala, praticamente questa specie in pochissimo tempo può estinguersi o comunque migrare in ambienti contigui, evitando l'ambiente in cui viveva fino a quel momento. Scusate perché ho un problema che ho una finestra che rimane aperta, ma comunque gli anfibi rettili possono essere utilizzati come specie target e come indicatori appunto per studiare la qualità ambientale e l'efficacia di interventi e nella gestione ordinaria a favore degli habitat. Come dicevo, appunto, per le loro caratteristiche possono evidenziare anche modifiche apparentemente rilevanti nella funzionalità degli ecosistemi, ad esempio appunto la perdita di ombreggiamento dovuta al taglio del bosco può avere degli effetti sul microhabitat di questi animali e può provocare la rarefazione della popolazione, se non addirittura la scomparsa. Sono specie utilizzabili per questi motivi anche perché sono generalmente facilmente identificabili anche da tecnici poco specializzati. Sono poche specie,
Scusate, sento un ritorno di qualcuno che ha un microfono aperto. Dicevo, sono specie facilmente identificabili, anche tecnici poco specializzati, perché noi evitiamo alcune specie, generalmente se evitiamo alcune specie che sono specie genetiche, appunto, che sono specie che sono state descritte generalmente da poco tempo, che sono praticamente identiche, ma che vengono descritte per motivi genetici. In questo caso sto pensando alla recente, ad esempio, suddivisione della raganella, quella che era la vecchia Ila arborea, no? Con anche la specie italiana considerata monospecifica. Attualmente la raganella è stata spezzettata in tutta una serie di specie, tra cui appunto adesso in Italia possiamo avere ai confini la classica Ila arborea, mentre la raganella italiana è diventata Ila intermedia. Ma da un punto di vista pratico della gestione non cambia nulla, l'ecologia della specie non cambia se questa cambia il nome, quindi in qualche modo queste specie possono continuare a essere utilizzate. Inoltre sono utilizzabili come specie target perché abbiamo comunque un numero relativamente basso di specie, ad esempio se le confrontiamo con gli uccelli, quindi imparare a riconoscerle è abbastanza semplice. E poi i protocolli di monitoraggio sono ormai collaudati, anche perché tra l'altro molti di questi protocolli sono stati proprio elaborati e tabellati in qualche maniera dall'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, l'ISPRA, al fine dei monitoraggi di queste specie. E sono protocolli di monitoraggio abbastanza semplici e applicabili facilmente. In molti casi, appunto, dicevo, appunto per il fatto che questi animali non sono presenti in un habitat per caso, le indicazioni sono ottenibili anche da semplici dati di presenza-assenza o dalla stima approssimata dell'abbondanza delle popolazioni, qualcosa tipo comune, poco comune, rara, cose di questo tipo, categorie molto generali, insomma. Poi ci possiamo concentrare in certi casi, quando andiamo a fare la gestione degli habitat, su alcune specie ombrello, che sono specie particolari che indicano con la loro presenza un habitat integro che probabilmente ospita anche una ricca biodiversità di habitat e microhabitat, ma di conseguenza e spesso appunto può esprimere un'elevata biodiversità complessiva. Quindi in realtà il fatto che ci sia una di queste specie fa sì che molto spesso, per quanto riguarda ad esempio la fauna appunto erpetologica, ce ne possano essere molte altre e non serve neanche cercarle in qualche modo, perché già questa specie è una garanzia, insomma, di qualità dell'ambiente. Di contro però molte di queste specie, proprio soprattutto le specie ombrello, quelle un po' più caratteristiche, quelle un po' più selezionatrici dell'habitat, sono specie difficili da studiare, perché sono poco contattabili. Alcune sono specie notturne, ma in fondo in questo caso basta lavorare di notte. In certi casi vivono infossate nel terreno e ne escono pochissimo tempo, oppure in alcuni casi sono presenti in habitat dove fisicamente è difficile arrivare. Ad esempio la salamandra di Aurora, che è un endemisma, uno dei più preziosi endemismi veneti e diciamo anche mondiali, è presente in una piccola area, ma soprattutto ha un'attività superficiale e possiamo rilevarla soltanto in pochi casi. Però Batefosco è una specie simile, anche se con alcuni metodi si riesce comunque in certi periodi dell'anno a effettuare dei monitoraggi abbastanza affidabili, a prescindere ad esempio dalle condizioni meteorologiche. Ma alcune specie, tipo la lucertola vivipara nelle località planiziali, nell'area di risorgive delle sorgenti della media pianura, oppure la vipera comune nelle località costiere, nelle aree di retroduna a cespugli, sono specie che sono difficili da monitorare perché vivono in ambienti dove fisicamente non si riesce a vederli, o perché c'è l'erba alta o perché la vipera comune, ad esempio, vive in mezzo ai cespugli di rovo. Per quanto riguarda la fauna veneta, se la classifichiamo, ecco,
dei dati che cito in questa relazione sono dati che derivano da una pubblicazione dall'Atlante degli anfibi rettili del Veneto, ormai è una pubblicazione un po' datata, una pubblicazione del 2007, però per diciamo, discorsi generali che andiamo a fare è ancora aggiornata. Ai tempi gli autori avevano fatto una valutazione del rischio di estinzione delle specie di anfibi e rettili presenti in Veneto. E subito si era evidenziata la necessità di fare una divisione fondamentale nel caso della regione Veneto, tra quello che è il territorio planiziale, la pianura, e il territorio dei rilievi. E le specie sono state classificate in base alle categorie delle red list, delle liste rosse, in cui in pratica, diciamo per quello che ci riguarda, soprattutto le categorie intermedie, no? Cioè quelle in cui la specie erano in qualche maniera classificate con una certa minaccia di estinzione, sono quelle che andiamo a riportare in quella tabella. Considerando anche che l'Atlante è stata la prima occasione in cui si sono si è riassunta una quantità di dati sufficienti per fare queste valutazioni. E c'è già una specie estinta ai tempi, al 2007, c'era già una specie estinta nel territorio planiziale, è il marasso, la vipera berus, che in tempi storici era presente in pianura. Era presente in pianura legata a una serie di aree umide che prendevano gran parte della pianura veneta, partendo praticamente dalla bassa pianura veronese, arrivando più o meno all'area della laguna veneta meridionale, più o meno l'area tra Chioggia e il delta del Po. Ecco. E la vipera, il marasso rappresenta in quelle aree, con una popolazione tra l'altro particolare. Alcuni studi fatti su un materiale museale hanno dimostrato che la genetica addirittura del marasso in pianura si stava modificando rispetto a quella di montagna, alle popolazioni montane. Quindi in qualche maniera si è estinta anche proprio probabilmente una sottospecie dai reperti presenti in museo, conservati in museo. Al momento attuale non si possono fare ipotesi su quella che era il rango tassonomico di questa entità. Comunque adesso non vado nello specifico su questa tabella perché siamo anche un po' in ritardo. Comunque, come potete già vedere dalla lista, le specie in pericolo critico, cioè quelle che sono veramente minacciate di estinzione in pianura, e le vulnerabili, o comunque il numero totale di specie che dobbiamo mettere in queste categorie intermedie di minaccia è molto più elevato, ed è molto più elevato per un motivo molto semplice. La pianura padana ormai, la pianura veneta in particolare, è ormai stata modificata e alterata in maniera radicale dalle attività umane. Ho preso questa foto, che è una foto dell'entroterra veneziano, ma che è comune ormai a molte aree planiziali sia del Veneto che della Lombardia e Emilia-Romagna, al di là di certi casi dove abbiamo delle estensioni enormi di campi bonificati senza nessun tipo di elemento naturale. In questo caso vedete che anche i pochi elementi naturali che sono ancora presenti, come un'area di un corso d'acqua che ancora avrebbe un andamento meandriforme, comunque è stata regimata. Praticamente le aree coltivate arrivano fino al corso d'acqua, quindi non c'è nessun tipo di superficie naturale rimasta se non i pochi metri dell'argine, ma questo poi si trova racchiuso in un contesto di un'urbanizzazione diffusa che praticamente richiude dei sottolembi diciamo di terreno ancora in qualche modo esposto, insomma, anche se coltivato, con una rete viaria tra l'altro molto fitta che comunque impatta sugli anfibi e i rettili, che sono animali che si spostano sul terreno, e con anche tutta una serie di infrastrutturazioni. Questa è un'area artigianale, che ormai consumano gran parte del territorio che sarebbe a disposizione per questi animali. Un cenno, cercherò di andare rapido su questo, però un
un cenno sugli strumenti normativi che sono finalizzati alla conservazione e quelli che utilizziamo soprattutto nella gestione. Noi nella gestione naturalistica delle aree che gestiamo come Veneto Agricoltura, che sono aree demaniali della Regione Veneto vincolate ai sensi appunto di questa direttiva comunitaria, appunto la direttiva Habitat, che è praticamente il riferimento appunto adesso da un punto di vista della conservazione per la conservazione di specie delle specie di anfibi e rettili, ma non solo, anche di invertebrati, pesci. È una direttiva che ha come scopo quello di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, quindi si va a ribadire l'importanza degli habitat per la sopravvivenza di queste specie, visto anche il legame che hanno con loro, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, al quale si applica il trattato. La direttiva è costruita attorno a due pilastri, a due fondamenti. La rete ecologica Natura 2000, che è costituita da 10 siti, adesso sono praticamente sono diventati tutti zone speciali di conservazione, mirati alla conservazione degli habitat di specie elencati in 2 allegati. E il regime di tutela invece di altre specie allegate in altri 2 allegati di questa direttiva. In Veneto abbiamo 104 di queste zone speciali di conservazione che in qualche maniera vincolano circa 370.000 ettari, il 23% del territorio regionale. Sembrerebbe un buon risultato, in realtà vedremo, cioè comunque la conservazione di questi siti è sempre in qualche maniera anche, può essere oggetto anche di interventi di tipo antropico, quindi il regime di conservazione di queste aree non è che sia assolutamente paragonabile ad esempio a quello di una ipotetica riserva naturale integrale. Questi sono gli articoli fondamentali, insomma, l'ho messo perché per cercare un po' di incorniciare appunto i pilastri in cui ci muoviamo. In pratica l'obiettivo di questa direttiva è quello di mantenere lo stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie. Le specie che ci interessano sono inserite in 2 allegati, in cui l'allegato 2 riporta le specie che sono praticamente alla base della designazione delle zone speciali di conservazione. Queste sono le specie animali e vegetali che praticamente insieme agli habitat che sono riportati nell'allegato 1 e hanno motivato la designazione delle zone di cui parlavamo prima. L'allegato 4 invece riporta una lista di specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, praticamente definisce i divieti su queste specie, quindi non ucciderle, non praticamente disturbarle, tutta una serie di divieti che adesso non dettaglio. Adesso lo strumento fondamentale di gestione è praticamente adesso è stato definito nelle misure di conservazione, che sono specifiche praticamente per le specie nell'allegato 2. Ad esempio qua ho riportato le misure di conservazione che sono, come vedete, in questo caso sono divieti e obblighi per chi gestisce le aree che contengono questi animali. Praticamente sono dei divieti e degli obblighi che sono abbastanza diciamo di base, perché poi dopo in realtà quello che è fondamentale è la conservazione dell'habitat in cui queste specie sono presenti. E ho riportato praticamente le 2 specie della fauna veneta, che sono specie anche considerate nell'allegato 2, ma addirittura prioritarie. Vengono nell'allegato citate con un asterisco, perché sono le specie che hanno praticamente il livello di vincolo maggiore. Per la comunità europea queste specie sono prioritarie per la loro conservazione rispetto alle altre specie in allegato 2. Inizio la carrellata, purtroppo siamo un po' in ritardo, quindi cercherò di andare veloce perché purtroppo l'incidente di prima ci ha in qualche maniera rubato del tempo.
Iniziando a trattare le specie di anfibi, iniziamo dalle salamandre. Le salamandre sono praticamente degli animali fondamentalmente legati, diciamo, in Veneto agli ambienti collinari o montani, addirittura alpini, e che sono specie tipicamente terricole, sono specie che non vivono tanto in acqua, addirittura la salamandra nera, la salamandra alpina, partorisce piccoli già formati e non ha necessità di deporre uova oppure larve in acqua, mentre invece la salamandra pezzata deve praticamente recarsi all'acqua per partorire. E sono due specie con ecologie abbastanza differente, mentre e poi tanto più la differenza appunto di ecologia che che di base è differente per la modalità riproduttiva e la fertilità, perché la salamandra nera ha una fertilità ancora più bassa praticamente rispetto alla salamandra pezzata, partorisce pochissimi piccoli, 1 o 2 piccoli, e con un periodo di gestazione molto lungo, che può andare da 1 o 2 anni. E per di più la salamandra alpina adesso viene differenziata in 3 sottospecie di base, che però probabilmente daranno origine a specie differenti, tra la salamandra alpina classica, che è una specie completamente di colorazione completamente nera, e 2 sottospecie presenti in 2 piccoli areali esclusivamente in Veneto, quindi endemiche venete, la salamandra di Aurora, che è una specie tipicamente di bosco, presente in bosco, e la salamandra del Pasubio, che invece è una specie che vive in ambienti rocciosi in alcune valli strette ad alta quota sul massiccio del Pasubio. Appunto accennavo al fatto che queste sono specie che attualmente sono entità che attualmente vengono considerate specie, ma che probabilmente da qui a breve potrebbero essere elevate a livello di specie. Per quanto riguarda invece i tritoni, sono specie affini, se vogliamo, alle salamandre, però hanno un'ecologia completamente differente. Tanto hanno una distribuzione più ampia, generalmente diciamo ognuna di queste specie ha delle differenze. Purtroppo vedo che mi sono dimenticato la foto del tritone alpestre, però in pratica il tritone alpestre è una specie collinare o montana che ha tra l'altro delle popolazioni disgiunte dall'area montana e collinare sui colli euganei, delle piccolissime popolazioni residue lì in quell'area. Mentre invece il tritone crestato e il tritone punteggiato sono specie tendenzialmente di bassa quota, che possono arrivare però, soprattutto il tritone crestato, può arrivare anche a circa i 2000 metri in alcuni ambiti particolari. Sono appunto specie, soprattutto il tritone punteggiato e il tritone crestato, sono specie che sono in qualche modo minacciate, non dico di estinzione, ma comunque sono in forte rarefazione nella pianura veneta, per tutta una serie di motivi, al di là dell'alterazione degli habitat, perché questi sono animali acquatici per gran parte cioè per parte del periodo dell'anno, durante il periodo riproduttivo più o meno entrano in acqua a fine inverno, possono essere già in acqua in realtà già verso la fine di dicembre, a gennaio, e però prima dell'estate escono dall'acqua. Quindi quando escono dall'acqua sono specie assimilabili, se vogliamo, a una salamandra, hanno necessità di avere degli ambienti integri attorno alle aree, ai siti riproduttivi. Come dicevo prima, queste aree in pianura stanno scomparendo, i siti riproduttivi molto spesso sono in mezzo a campi coltivati, che non sono sicuramente l'habitat migliore per una specie per condurre una vita infossato nel terreno, insomma. Per di più queste specie sembrano aver patito molto l'arrivo di alcune specie esotiche, soprattutto del gambero della Louisiana, un crostaceo che è fuggito appunto da alcuni allevamenti ormai da una ventina d'anni, e che sta praticamente popolando tutta l'area, tutti
le riserve d'acqua più o meno stabili della pianura padana. È una specie onnivora che danneggia moltissimo questi animali. E passando agli anuri, ci sono due specie particolari, appunto parlavo di le differenze rispetto alle rane, l'ululone e il pelobate. L'ululone è una specie particolare, un piccolo rospetto presente generalmente in area collinare e montana in Veneto, presente in realtà in pianura anche in alcuni ambienti ancora abbastanza conservati con tante siepe oppure boschetti planiziali nell'area orientale della pianura veneta. Il pelobate invece è una specie effettivamente rara a livello nazionale, e in Italia sarebbe presente un'entità, viene ancora considerata talvolta la sottospecie Insubricus, il Pelobates fuscus insubricus, ma la validità di questa sottospecie è stata messa in discussione, quindi in realtà adesso le popolazioni italiane non vengono più classificate come sottospecie a sé stante. La distribuzione di Pelobates fuscus in realtà è ben più ampia, perché piglia tutta l'Europa centro-orientale fino all'Asia più vicina. In realtà adesso sono state splittate anche lì due specie, però comunque rispetto alla specie europea le popolazioni italiane hanno una genetica particolare. Più volte parleremo degli effetti che hanno avuto le glaciazioni sulla distribuzione degli anfibi rettili veneti in particolare, comunque dell'Italia settentrionale, ma non solo, insomma. Questi sono animali a sangue freddo. Durante le glaciazioni praticamente questi animali, quando le calotte glaciali si sono espanse, sono stati proprio scacciati da quelli che erano i loro areali naturali, sono generalmente stati spostati in meridione, verso il basso, verso nel caso del Veneto probabilmente in aree che non esistono più, perché allora il mare era molto più basso, quindi probabilmente le aree di rifugio di questi animali in un ambiente steppico molto freddo presente allora erano praticamente in mezzo alle superfici adesso occupate dal mare Adriatico. E finite le glaciazioni, 12.000 anni fa circa, queste popolazioni si sono riespanse proprio partendo da queste aree di rifugio. Quindi nell'espansione sono partite praticamente dal territorio veneto e hanno ricolonizzato tutte le aree dove sono presenti. Da alcune aree rifugio in realtà, non è che l'Europa è stata raggiunta dalle popolazioni venete in maniera completa, insomma. Quindi i pelobati che abbiamo, le popolazioni venete o italiane di pelobate fosco rispetto a quelle europee, hanno delle peculiarità comunque genetiche, sono una variabilità genetica molto elevata e che le caratterizza. Tra l'altro le singole popolazioni da un punto di vista genetico sono abbastanza differenti l'una dall'altra. Non stiamo parlando di sottospecie o specie, però rispetto ad altre specie che anche in quel caso si muovono di più, il pelobate si muove pochissimo. È una specie facile da riconoscere, anche se è difficilissima da rinvenire, appunto, al di là del fatto che è raro, è una specie notturna, perché ha questa pupilla dell'occhio a fessura verticale. E poi viene chiamato appunto, questa è la pupilla appunto di cui parlavo, viene chiamato rospo della vanga perché sulla zampa posteriore ha uno sperone tagliente molto evidenziato in questo disegno. Inoltre, verso la fine di maggio e più o meno fino alla metà di giugno, è possibile trovare negli stagni dove si riproduce questi girini che sono molto grandi, raggiungono comunemente questa taglia tra gli 11 e i 12 cm, ma sono citati dei girini addirittura di quasi 20 cm di lunghezza. Altre specie presenti in Veneto sono i rospi. I rospi sono presenti con due specie, anche qua ricadiamo... Jacopo? Sì? Ti interrompo un attimo per chiederti, siccome è interessantissimo ed è veramente un peccato correre così tanto, poi avremo anche la registrazione su YouTube, Okay. per cui se vuoi prenderti il tuo tempo, Va bene, in allora modo rallento un che, attimo. ecco, Sì, ti ringrazio molto perché così anche accontentiamo le persone che ci stanno seguendo. d'accordo, va bene. Grazie, sai. Grazie a voi del tempo. Allora, per quanto riguarda i rospi, in Veneto sono presenti due entità, due specie, anche queste molto differenti tra di loro da un punto di vista ecologico. Il rospo comune,
che nonostante il nome in pianura ormai non è più tanto comune, perché è una specie che in pianura si è fortemente rarefatta e scomparsa da alcune aree, ad esempio del veneziano, dell'entroterra veneziano, e il rospo smeraldino, che invece è una delle specie di anfibi veneti ancora con la maggiore distribuzione. Sono due specie anche differenti da un punto di vista poi della distribuzione altitudinale, perché il rospo comune è una specie che si addentra bene anche nelle valli alpine, raggiunge anche quote discretamente elevate, mentre il rospo smeraldino è tendenzialmente una specie più termofila, ha bisogno di un clima un po' più caldo, e praticamente già questo in qualche modo si suddividono gli habitat. Inoltre, anche da un punto di vista riproduttivo, queste due specie scelgono ambienti un po' differenti. Il rospo comune cerca di ambienti acquatici più stabili, spesso utilizza canali addirittura con presenza di pesci profondi e stabili, mentre il rospo smeraldino è una specie che anche da un punto di vista proprio ecologico sarebbe un colonizzatore, è un rospo adattato, non dico a climi desertici, comunque ambienti molto aridi, tra l'altro sopporta anche un certo grado di salinità nelle acque dove si riproduce, e per questo è distribuito praticamente in tutta una serie di ambienti che vanno dai retroduna con pozze salmastre fino tipicamente anche agli ambienti delle monocolture, dove l'uomo in qualche maniera mantiene dei siti riproduttivi adatti per questa specie che appunto vuole, è adattata a riprodursi in acque, in raccolte d'acqua temporanee, spesso formate in ambienti particolarmente aridi e con pochissima vegetazione, poca profondità, quindi le pulizie delle scoline, dei fossati in mezzo ai campi coltivati delle monocolture selezionano anche l'ambiente per questa specie, che è una specie diffusissima e paradossalmente anche protetta dalla direttiva comunitaria Habitat che abbiamo visto prima, perché in realtà nel resto dell'Europa il rosso smeraldino non è una specie così diffusa come in Italia, in pianura padana generalmente. Ho parlato di entità perché in realtà il rosso smeraldino, Buphotes viridis, è suddivisa attualmente in 2 sottospecie. Anche qua stiamo parlando di una specie che tempo fa veniva considerata praticamente un'unica grande specie con una grande distribuzione, e nel corso del tempo adesso, con la possibilità di fare delle analisi genetiche su questi animali, si è divisa questa specie in tutta una serie di specie differenti, che in certi casi vengono considerate specie, in certi altri, come nel caso di quella veneta, dopo essere state per un certo periodo considerate 2 buone specie, quindi Bufo viridis e Bufo valearicus, Buphotes valearicus, e attualmente vengono considerate nuovamente una nuova specie che ha tra l'altro la peculiarità di avere l'area di contatto proprio in territorio nel territorio della regione Veneto, e praticamente in un'area che è più o meno tra il fiume Po e il fiume Brenta. Quindi se vogliamo le popolazioni di Bosco Nordio sarebbero delle popolazioni tra virgolette ibride. Nell'area di contatto sono presenti dei rossi smeraldini che hanno una corredo, un DNA praticamente che contiene delle con caratteristiche di entrambe le 2 specie o sottospecie. Tra l'altro aggiungo che queste specie anche genetiche hanno appunto, come accennavo prima, questa caratteristica di non essere distinguibili da un punto di vista morfologico, almeno apparentemente. Per di più, appunto, questi ibridi sono ibridi che eventualmente potrebbero anche rimescolare eventuali caratteristiche morfologiche che potrebbero essere evidenziate con delle accurate misurazioni morfometriche del loro corpo. A parte, ho dedicato una diapositiva alla raganella, che è una delle specie di anfibi del Veneto forse più belle.
ed è per sua fortuna una specie ancora discretamente diffusa. È una specie che arriva anche abbastanza in quota, però è una specie tendenzialmente termofila che ama riprodursi in ambienti con una certa temperatura. Ha la caratteristica di essere una specie arboricola, ha praticamente le estremità dei polpastrelli modificate in una sorta di ventosa che le permette appunto di arrampicarsi su pareti verticali, e praticamente trascorre gran parte della sua vita sulle foglie degli alberi o sui tronchi degli alberi. Quella in basso a sinistra è un neometamorfosato di raganella che, come vedete, già praticamente non avendo ancora finito di riassorbere la coda, è già in grado di sfruttare questa caratteristica. A destra ho messo le uova, non ho messo nelle slide tutte le uova degli anfibi di cui vado a trattare, perché avrei appesantito un po' troppo. La raganella, gli anfibi in generale hanno dei periodi riproduttivi a parità di sito riproduttivo un po' differenti. Ci sono specie che si riproducono abbastanza presto, la raganella è una delle ultime specie a riprodursi. Praticamente diciamo che a Bosco Nordio, ad esempio, si sta riproducendo adesso, forse sta finendo di riprodursi in questi giorni. Le prime specie che si riproducono a Bosco Nordio iniziano a riprodursi a febbraio. La raganella fa queste piccole masserelle di poche decine di uova che vengono attaccate sempre alla vegetazione. E forse questa sua biologia di animale arboricolo fa sì che lei possa in qualche modo sopravvivere in ambienti appunto che vengono, almeno a livello di terreno, impattati dalle attività agricole. La raganella è ancora abbastanza distribuita nella pianura della pianura veneta, anche se comunque è legata appunto alla sopravvivenza, alla presenza di ambienti, almeno presenza di cespugli o alberi. Comunque è una specie, tra l'altro, parlavo prima della mobilità, no? di queste specie, generalmente appunto gli anfibi rettili sono relativamente poco mobili, la raganella in realtà ha una certa capacità di muoversi, forse appunto per il fatto che appunto si arrampica, in qualche modo si deve trovare questi rifugi, però riesce a muoversi, e tra l'altro anche con risultati non del tutto favorevoli per lei, perché ad esempio, cito un esempio di una popolazione presente a Sottomarina in un'area miracolosamente rimasta integra praticamente in lungomare, e singoli animali di questa specie mi vengono segnalati dagli amici che sanno che ho questa predilezione per questi animali nel sottoscala delle loro case, in appartamenti. L'altro giorno ne cantava una su una palma sopra la piscina di un albergo in lungomare, insomma. Quindi in qualche modo sono animali che hanno una certa una capacità dispersiva rispetto ad altre specie che in realtà sono molto meno mobili e legate più strettamente a certi ambienti ben selezionati. Tra le specie più diffuse ho messo, appunto, giusto per rappresentarla graficamente, la mappa di distribuzione delle rane verdi in Veneto, estratta appunto dall'Atlante degli anfibi rettili del Veneto del 2007. Le rane verdi non sono una specie in quanto tale, in realtà con questo nome scientifico un po' complesso appunto, vengono raggruppate una specie buona, una vera specie che è Phelophylax lessone, e un clepton che è Phelophylax clepton esculentus, che deriva praticamente a un ibrido tra questa specie e un'altra specie che non esiste più nel territorio della pianura veneta, che si chiama Phelophylax ridibunda, e che si è ibridata in tempi molto remoti con la specie invece presente, la lessone. In pratica questo complesso è formato praticamente da un ibrido che si può riprodursi dando una prole fertile con la specie genitrice, almeno con una delle due specie genitrici.
E il complesso Exculentus è proprio dato da questo complesso formato da questo ibrido con la specie Lessone. Poi il meccanismo genetico è particolare, in pratica questo ibrido la genetica, la fisiologia di questo ibrido lavora in maniera tale che in realtà si mantiene sempre nella popolazione una certa percentuale della specie genitrice per poter continuare a sopravvivere come ibrido. Gli ibridi in qualche maniera sono adattabili a modificazioni ambientali, sono in qualche modo anche, sapete che in certi casi l'ibrido viene utilizzato, no, per quel fenomeno del lussureggiamento dell'ibrido, in qualche maniera l'ibrido rispetto alle specie genitrici può essere addirittura più forte, più resistente, avere delle caratteristiche migliori, scusate. In questo caso queste caratteristiche probabilmente sono quelle che sono alla base della sua adattabilità ambientale. Facendo delle analisi genetiche, per adesso non è che siano state investite molte risorse, però è stato provato a verificare la composizione tra specie genitrice e ibrido in ambienti più o meno alterati o inquinati. E si è verificato che negli ambienti più disturbati e meno, tra virgolette, naturali, la proporzione dell'ibrido rispetto alla specie genitrice aumenta. Quindi in qualche modo questo complesso, no, tra la specie ibrida, tra la specie genitrice e l'ibrido è un meccanismo che permette ad entrambi di adattarsi, di sopravvivere anche in ambienti inquinati. E questo forse sta alla base del successo di questa specie, che in realtà è una specie molto acquatica, legata molto all'acqua. Diciamo che forse anche da questo punto di vista, se torniamo indietro sul discorso di quanto può impattare l'aratura dei campi sulle specie di anfibi, una specie che rimane legata comunque agli ambiti acquatici, si sposta poco, può essere anche in qualche maniera avvantaggiata e praticamente in certi casi l'habitat di questa specie è il sito riproduttivo, è praticamente l'ambiente acquatico. Ecco, questa è una delle specie che rimane appunto più legata, praticamente è legata quasi per tutto l'anno agli ambienti acquatici, rimane in acqua o comunque sulle sponde dei bacini dove si riproduce e generalmente si allontana dai bacini, dall'acqua, soprattutto la notte per cacciare. Cosa che non è invece per le rane rosse. Le rane rosse sono un gruppo di rane tipicamente invece terricolo, che vive in ambienti di prato oppure bosco e che praticamente si recano all'acqua, entrano negli stagni soltanto per riprodursi. Quindi in pratica questi animali al di fuori del periodo riproduttivo hanno necessità invece di avere un habitat terrestre dove vivere. Due sono, se vogliamo generalizzare, specie tipiche di pianura o di collina, anche se in certi casi possono anche salire un po' più in alto, e sono la rana dalmattina e la seconda è la rana di Lataste, e sono due specie che in qualche maniera, anche qua se vogliamo a semplificare le cose, si dividono gli habitat, in quanto la rana dalmattina verrebbe considerata una rana tipica dei prati, in realtà non è proprio così, però in qualche modo è legata ad ambienti aperti, mentre la rana Lataste è una specie invece tipica dei boschi, è una specie, appunto accennavo al fatto di queste specie che hanno delle esigenze particolari per quanto riguarda alcuni parametri ambientali, è una specie che richiede un'elevata umidità ambientale, quindi è tipica di ambienti di boschi umidi. La terza specie è la rana temporaria, è una rana di montagna, presente anche questa in collina, però è una rana che raggiunge delle quote veramente elevate. Tutte queste rane si riproducono precocemente. Le rane di pianura si riproducono i primi giorni di febbraio, sono praticamente le prime ad aprire il periodo riproduttivo, seguite subito dopo dal rospo comune. La rana temporaria, anche questa, si riproduce precocemente, compatibilmente con la disponibilità e la temperatura.
Molto spesso le rane temporarie si riproducono in ambienti ancora con accumuli di neve e con ammassi di uova che possono finire ricoperte o soffocate o addirittura in certi casi danneggiate dal ghiaccio. Passando ai rettili, la prima specie che affronto è la testuggine terrestre, o meglio il nome comune corretto sarebbe testuggine di Hermann, Testudo hermanni, ed è una specie presente in Veneto in condizioni paranaturali, cioè naturali, con alcuni dubbi sul fatto che siano popolazioni comunque di origine naturale, in 2 siti, uno alla foce del Tagliamento e l'altro appunto Bosco Nordio. Sono tutti ambienti caratterizzati dalla presenza di sabbia, piuttosto asciutti, caldi, con delle boschi o boscaglie xerofile, quindi diciamo ambienti assimilabili a dei climi simili a quelli mediterranei, dove invece questa specie è più diffusa. Insomma, questa è una specie appunto termofila che si trova in Italia lungo le coste, però a latitudini più meridionali. Le popolazioni, queste sono 2 popolazioni che vengono considerate popolazioni perché si riproducono. Bosco Nordio è una popolazione che monitoriamo appunto per la gestione dell'area e in particolare della funzionalità da un punto di vista ecosistemico delle radure dove vive. E abbiamo verificato che effettivamente la specie si sta riproducendo in qualche modo, per quanto riusciamo a stimare la consistenza della popolazione, questa popolazione sta aumentando. Il fatto che sia una popolazione naturale, questa come quella della foce del Tagliamento, su cui in realtà non esistono tutti questi dati, comunque il fatto che l'origine sia naturale è messo in dubbio intanto sicuramente da alcuni rilasci fatti dal precedente gestore dell'area, che era il Corpo Forestale dello Stato, che ha immesso a Bosco Nordio delle testuggini provenienti dalla tenuta di Castelporziano. E poi da alcune analisi genetiche che abbiamo fatto per adesso su pochissimi animali, che hanno mostrato che questi animali sono degli ibridi tra animali provenienti da località distanti tra di loro, tra 2 sottospecie praticamente differenti. Quindi al momento attuale non sappiamo se questa ibridazione è stata originata da genitori che vivono a Bosco Nordio, che sono tipici originari dell'area. È vero che al Bosco della Mesola, circa una ventina di chilometri a sud, esiste una popolazione di queste testuggini che viene considerata autoctona, quindi in realtà non è che possiamo, questo ci consente di ipotizzare che in realtà queste popolazioni settentrionali di testuggine terrestre sarebbero le più settentrionali, praticamente queste 2, le 2 italiane più settentrionali, potrebbero comunque avere, se non altro al loro interno, qualche individuo sopravvissuto. Tra l'altro la testuggine terrestre, sì, se ne parla popolarmente, ma è vero, cioè questi sono animali che sicuramente possono raggiungere gli 80 anni di vita, quindi in realtà diciamo che sono animali molto longevi, quindi potrebbe ancora esistere a Bosco Nordio in vita qualche individuo originario antecedente alle emissioni fatte dal Corpo Forestale dello Stato. L'altra specie di testuggini presente in Veneto è invece questa sicuramente autoctona, è la testuggine palustre, è una specie distribuita in gran parte della pianura. Le testuggini sono appunto per motivi proprio climatici, sono tendenzialmente planiziali o collinari di bassa collina. Quei puntini su quella mappa un po' ingannano, perché in realtà le uniche popolazioni sane, riproduttive, attive, che in qualche maniera si stanno conservando come numerosità, sono ormai nella fascia più prossima al litorale. Molti di quei pallini posizionati ai tempi dell'Atlante in realtà derivano da un singolo rinvenimento, e tra l'altro molto spesso rinvenimenti ormai pregressi nel tempo. Sui litorali questa specie è una specie ancora diffusa, ancora di più lo era in passato quando veniva pescata. Praticamente stiamo parlando di un animale che in passato, per il fatto tra l'altro che veniva considerato un pesce e quindi poteva essere consumato il venerdì nei giorni di magra, insomma,
era pescato e i pescatori di questa specie la pescavano a mano, per dire quante ce n'erano, nelle lagune, nelle aree di acqua dolce delle lagune costiere, e a rialto in alcuni registri è ancora testimoniata il commercio di circa 100.000 individui all'anno. Quindi le popolazioni passate in realtà erano molto ben più numerose di quelle attuali, e avevano probabilmente anche a disposizione un ambiente, delle superfici, di habitat ben superiori a quelle disponibili adesso. Faccio solo un cenno alle tartarughe marine perché in qualche modo purtroppo, insomma, è stata una cosa faticosa, ma in passato me ne sono dovuto occupare durante alcuni anni un po' critici per quanto riguarda i rinvenimenti di tartarughe di caretta carietta spiaggiate. In Adriatico, quindi sulle spiagge, se vogliamo tornare un po' alla terraferma, oppure nella laguna di Venezia, vengono rinvenute 3 specie di tartaruga marina. Fondamentalmente il 97-98%, 99 forse, 5% dei rinvenimenti sono della tartaruga caretta, mentre sono citati alcuni singoli rinvenimenti di tartaruga verde e soprattutto, quella è una foto relativamente recente, di tartaruga liuto. Questa è una specie enorme, una specie che può superare qualche centinaio di chili, e purtroppo i rinvenimenti in Veneto sono sempre stati fatti su animali morti. La presenza di caretta caretta in Nord Adriatico sembra in realtà aumentata, anche in Laguna di Venezia se ne vedono sempre più spesso. Qualcuno mette questo in correlazione appunto al riscaldamento delle temperature dovute al riscaldamento globale, insomma, a questi fenomeni. Certo è che rispetto da un punto di vista dei siti riproduttivi, ogni anno tendenzialmente si uniscono dei nuovi siti di spiagge dove questa specie va a deporre le uova. Siamo arrivati, se non sbaglio, nelle Marche, e non è da escludere che in realtà da qui a qualche anno alcune aree meno disturbate, sto pensando ad esempio al delta del Po, possano essere utilizzati da questa specie per deporre le uova, e quindi una nuova specie potrebbe aggiungersi alle specie di anfibi e rettili che si riproducono in regione Veneto. Per quanto riguarda i rettili, qua vado veloce, due specie di sauri, anche se appunto dicevo l'orbettino è un sauro senza zampe, almeno apparentemente, legati, se qua voglio fare un po' una generalizzazione, legati all'erba in qualche modo, l'erba intesa come vegetazione, nel senso che l'orbettino è una specie tipica di ambienti molto umidi, quindi si trova di solito in prati un po' umidi o comunque in contesti un po' ancora con una certa variabilità ambientale. È molto più diffuso in ambienti umidi in zona collinare o di media montagna, insomma, può superare anche i 1000 metri, insomma, di quota facilmente. Il ramarro invece è una specie più termofila, questa invece è legata a prati tendenzialmente asciulti o molto comunque esposti al sole. È una specie che molto spesso negli ambiti planiziari, appunto, che diciamo sono quelli un po' più disturbati e alterati, sopravvive lungo ad esempio gli argini dei grandi fiumi, lungo quelle massicciate, quegli argini alti, ampi, di prati che vengono sfalciati, praticamente, che non sono proprio prati naturali, ma che comunque ha erbe alte, o comunque è una specie che tra l'altro è difficile da vedere, appunto perché vive in mezzo a alla vegetazione più folta, oppure legato in certi casi anche a ambienti un po' asciutti, un po' aridi, certi greti di fiumi, appunto ghiaiosi, però comunque con presenza di cespugli. È una specie tendenzialmente anche questa termofila, che raggiunge quote relativamente contenute. Le lucertole sono un gruppo al cui sono un po' affezionato perché ci ho fatto la tesi di laurea. Le lucertole che diciamo spesso vengono banalizzate perché siamo legati alla lucertola muraiola, no? Questa specie che è diffusa praticamente, ho messo lì la cartina, praticamente ovunque, anche a quote relativamente elevate, e che è una delle poche specie antropofile che ha
qualche modo avuto un vantaggio dalle attività umane, dalla presenza degli edifici, viene chiamata muraiola perché proprio, diciamo, ha una predilezione apparentemente con gli ambienti cementizi o comunque i manufatti umani. Ma questo perché semplicemente sostituiscono degli ambienti naturali che in realtà ormai sono praticamente andati a scomparire. È una specie adattabile, si trova praticamente in qualsiasi ambiente, anche in molti ambienti naturali, anche se in certi casi denota in qualche modo il disturbo umano, insomma. Ma in certi ambienti diventa vicariante con altre specie che sono queste che affronto di seguito. La prima è la lucertola campestre, Podarcis siculus, che è una specie termofila, più termofila se vogliamo del ramarro, ancora più rispetto al ramarro legata ad ambienti asciutti, substrati sabbiosi o ghiaiosi. Infatti è una specie tipica delle spiagge, delle dune, per questo molto spesso in certi ambienti non esiste più, perché negli stabilimenti balneari, appunto, essendo una specie comunque che ha bisogno del terreno, si riproduce deponendo le uova nel terreno e vive per terra, non è così rupiccola e arrampicatrice su pareti verticali come la muraiola, tende a scomparire dove l'uomo in qualche maniera costruisce, crea infrastrutture immobili e simili, dove invece compare la lucertola muraiola. Comunque diciamo che è ancora abbastanza ben distribuita sui litorali, distribuita abbastanza bene in alcune aree anche della laguna di Venezia, un po' più asciutte, su alcune isole della laguna di Venezia ad esempio, e poi è presente lungo il corso di alcuni fiumi, nonché in alcune aree pedemontane, sui colli Lani iberici, sul lago di Garda, e in ambienti comunque anche questi molto asciutti, legati ai prati aridi generalmente, esposti. Il lago di Garda poi sappiamo che in realtà è un ambiente, è un'area con un clima mediterraneo più caldo, più termofilo, dove sono presenti ancora alcune popolazioni di questa lucertola. Questa è una specie caratteristica, anzi ormai sono due specie in questo caso, due specie che venivano confuse, in realtà probabilmente ci sono anche delle differenze morfologiche, ma c'è una differenza fondamentale. La lucertola vivipara è una specie che si chiama così perché, a differenza dei rettili, oggi non parlo di biologia dei rettili, però i rettili, scusate, sono fondamentalmente ovipari, quindi depongono uova. La lucertola vivipara in realtà è una specie che non depone uova, ma trattiene le uova fino alla schiusa praticamente nel corpo, e quindi depone dei piccoli che praticamente sgusciano al momento dalla membrana, quindi non ha uova con guscio calcificato, ha una membrana che si rompe al momento del parto dei piccoli. Questo perché la lucertola vivipara è una specie tipicamente montana, è una specie che vive in montagna, ma anche in montagna in ambienti umidi, quindi molto spesso con temperature più fresche rispetto a quelle che può avere un muretto esposto al sole, insomma, dove la roccia o il cemento si scalda con una certa rapidità. Quindi in qualche modo il fatto di potersi portare dietro le uova e mantenerle al caldo quando questi animali vanno al sole a termoregolarsi è un vantaggio rispetto al fatto di deporle nel terreno, spesso in un terreno umido che praticamente rimane per una serie di motivi più fresco rispetto a quello che potrebbe, alla temperatura che invece raggiungono le uova quando in qualche maniera la genitrice si espone al sole per termoregolarsi. Poi tenete conto che in montagna il periodo favorevole per l'incubazione delle uova è ancora più stretto rispetto che in pianura. Quindi questi animali si sono evoluti proprio per permettere praticamente a questa viviparità, con questa viviparità, la schiusa delle uova. Questo diciamo che è una delle teorie, forse quella appunto è la teoria più accreditata. In questo caso le due specie sono caratteristiche, hanno questa caratteristica di differenza, cioè la zoottoca carniolica, scusate, in realtà è tornata a deporre uova per qualche motivo. Uno dei motivi, ad esempio, è che le popolazioni, come vedete quei pallini che sono presenti in pianura veneta, sono tutti ascritti a carniolica. Probabilmente questi sono animali anche che vivono in realtà in climi un po' più caldi, in cui la viviparità potrebbe avere
perso quel vantaggio rispetto al fatto di comunque poter deporre le uova in un ambiente in un terreno che si scalda. E che si scalda di più rispetto a alle torbiere, ad esempio, alpine. In questo caso, in pianura, le popolazioni di vivipara ormai anche lì ci sono tanti pallini, insomma una serie di pallini, però le popolazioni di vivipara in pianura sono ormai ridotte al lumicino e con consistenza spesso minima, tenendo conto comunque che sono anche animali che hanno un ritmo di attività particolare, perché la lucertola vipera è un animale che non, rispetto alle specie che abbiamo visto prima, che ha necessità di temperature, non ha questa necessità di temperature calde come le precedenti, anzi in pianura probabilmente perché la temperatura complessiva è alta, si rifugia in questi ambienti umidi dove il terreno spesso è imbevuto d'acqua. Questi prati sono generalmente prati umidi come quello che vedete, che in questo caso l'acqua è visibile perché il prato è stato sfalciato. Normalmente le erbe sono più alte, quindi anche il rinvenire questa specie, appunto, come accennavo all'inizio, in realtà non è così semplice. Quell'animale è stato fotografato, ad esempio, quell'animale che vedete nella foto in alto, è stato fotografato in un cannetto dopo un incendio. Spesso i cannetti vengono gestiti incendiandoli. Quindi in quel caso il terreno era visibile e gli animali erano visibili, altrimenti questi animali vivono in mezzo a cannetti, in mezzo a prati così con erbe alte, quindi è praticamente impossibile verificarne la presenza a vista. Sono animali che sono in pianura, anche questi per quei motivi che accennavo prima, in qualche maniera vengono considerati relitti postglaciali. Le glaciazioni li hanno scacciati via dalle zone di montagna, dalle Alpi dove vivevano, e praticamente sono stati spinti in aree probabilmente ancora più meridionali rispetto a quelle dove sono presenti adesso, e col ritirarsi dei ghiacci questi animali sono tornati su e in qualche modo in pianura sono rimasti soltanto in ambienti come questi qua, che sono tutti ambienti umidi. Questa area qua è un'area di risorgiva, queste invece sono paludi della bassa veronese. Comunque la presenza dell'acqua sembra essere fondamentale per questa specie. Una popolazione è stata trovata praticamente in laguna di Marano, quindi praticamente in cannetti salmastri, però anche in questo caso acqua salmastra, ma comunque ambienti imbevuti d'acqua, perché l'acqua in qualche modo modera le temperature di questi ambienti, di questi territori. L'ultima specie che affronto è appunto la specie a cui sono legato, perché ci ho fatto la tesi ormai molti anni fa su una popolazione in realtà friulana. È una specie tipica di montagna, la lucertola di Horvath. È una specie litocleasofila, adesso mi sfugge, non riesco mai a pronunciare questo nome. Comunque è una specie rupicola, ma non solo, che vive in ambienti rocciosi, con spaccature, perché è una specie che praticamente vive praticamente nelle spaccature della roccia, quindi è anche legata a certi ambienti, alla tipologia del substrato. Certi substrati di tipo metamorfico oppure magmatico, effusive, non sono substrati adatti per questa specie. Questa specie è legata comunque, sembra essere legata a rocce sedimentarie proprio per il fatto che hanno anche proprio una struttura del corpo particolare e si rifugiano e probabilmente depongono le uova nelle spaccature delle rocce. In Veneto questa specie è presente in solo 7 località, molte delle quali sono state rinvenute ultimamente in questi anni a seguito delle ricerche di un gruppo di erpetologi, del quale io facevo in maniera molto meritata parte, perché gestivo fondamentalmente soltanto i rapporti col Ministero dell'Ambiente per le autorizzazioni necessarie, ma queste persone invece molto più valide mi hanno voluto fra loro, perché appunto avevo questo passato in qualche modo di ricerca, di studio su questa specie. Questo studio ha consentito di trovare nuove popolazioni di questa specie, sempre legate a ambienti come quelli che vedete sotto, in qualche modo piccoli lembi di calcare esposti,
E queste sono anche altre popolazioni che hanno la caratteristica di essere in qualche modo ormai isolate fra di loro. Non si conosce la consistenza di queste popolazioni, sono popolazioni probabilmente formate da poche centinaia di individui, forse anche di meno, forse poche decine in certi casi, e sono popolazioni che sono, la presenza di questa specie in questi ambienti è determinata da tutta una serie di fattori. La piovosità, ad esempio, è una specie che pure vivendo in ambienti calcarei di questo tipo, vivendo su roccia, ha necessità comunque di una certa umidità ambientale, quindi non ama, ad esempio, ghiaioni o ambienti molto secchi, molto drenati, insomma. Appunto la tipologia di rocce presenti, ma anche al tempo con la mia tesi avevo dimostrato che in certi ambienti veniva proprio sostituita dalla lucertola muraiola, che è una specie più aggressiva, più adattabile ad ambienti anche se volete un po' più degradati o più caldi rispetto a quelli che frequenta la lucertola di Horvath. E in quel caso avevo tra l'altro dimostrato che la competizione si sviluppava molto spesso da un punto di vista della fertilità di queste due specie, cioè la lucertola muraiola veniva sostituita dall'orvata in certi ambienti, al di là del fatto di possibili interazioni dirette di aggressività fra le due specie, ma in realtà il problema per la muraiola era che così in alto non riusciva a espletare tutti i cicli riproduttivi, quindi aveva una bassa fertilità rispetto alle popolazioni più localizzate più in basso. E una carrellata sui serpenti, questi sono i cosiddetti, li ho classificati come serpenti terrestri, insomma, e il primo è il carbonasso, un grande serpente molto spesso melanico, ma in realtà in Veneto sono presenti anche delle popolazioni con quella che è la tipica colorazione, o comunque la tendenza a avere la tipica popolazione con macchie gialle, che è più caratteristica dell'Italia centrale. Il saettone, il carbonasso, il biacco, è praticamente una specie ubiquitaria, anche questa è una specie abbastanza adattabile che si riesce a sfruttare anche ambienti alterati dalle attività umane o aree periurbane, insomma. Il saettone invece è una specie ben più rara in pianura, mentre invece è ben distribuita nell'area, diciamo che non è, il saettone non è specie di alta montagna, però di media montagna e soprattutto le aree collinari, le prealpi, ospitano ancora comunemente questa specie, che ha la caratteristica di essere un serpente tipicamente arboricolo. E poi le due coronelle, che sono dei piccoli serpenti spesso difficili da rilevare perché sono un po' sfuggenti, insomma, non sono così evidenti nella loro presenza. Coronella austriaca, tipicamente una predatrice di lucertole, infatti tra l'altro si cita l'aneddoto di un rinvenimento di lucertola di Horvath in Veneto effettuato da Luca Lapini, un herpetologo friulano, che in visita a una località veneta per altri motivi si è visto cadere dalla parete rocciosa una coronella austriaca che aveva in bocca una lucertola di Horvath, e quindi ha potuto rinvenire la lucertola di Horvath in maniera assolutamente accidentale in una nuova località di quelle che poi sono state studiate dal gruppo di cui accennavo prima. E poi un'altra specie di cui non ho la foto qua, che è la coronella girondica, il coluro del Riccioli, che ha una storia un po' strana, nel senso che era stata in passato segnalata per il lago di Garda, le aree circostanti al lago di Garda, ma venivano considerate delle segnalazioni errate di mitomani e altro, finché in realtà recentemente sono stati effettuati alcuni rinvenimenti di questa specie, singoli individui, che però permettono di classificarla adesso tra le specie venete. E due specie, anche qua, vabbè, solito discorso, torniamo sulle specie genetiche. Due ex specie, adesso 3 specie di nattrici acquatiche. Natrix natrix è stata recentemente suddivisa in 2 specie, perché qua, come vedete, i pallini di diverso colore indicano che sul territorio veneto sono presenti 2 specie.
spesso abbastanza difficile da classificare, anche se quella livrea che ho messo sopra con quelle 2 strisce dovrebbe essere una natrix tipica di Bosco Nordio. Vedete nell'area di Bosco Nordio, tra l'altro, è segnalata in quell'area della bassa pianura veneta, è segnalata appunto la specie natrix. Più a occidente c'è questa specie che prima era classificata come sottospecie, Natrix helvetica. 2 specie comunque appunto non facili da riconoscere, 2 tipiche specie genetiche. E poi Natrix tessellata, una specie invece abbastanza caratteristica, che molto spesso viene considerata, scambiata per vipera, per il fatto di avere una colorazione un po' simile e un muso triangolare. E le natrici si differenziano anche qua un po' schematizzando. Le natrici da collare sono tipiche di acque stagnanti e sono predatrici tipicamente di gran parte di anfibi e parzialmente i pesci. Le natrici tessellate, scusate, la scritta questa scritta è sbagliata. Questa è una natrice tessellata, quella che è qua sotto, che è in foto. Dicevo, invece la natrice tessellata è una specie tipica di acque correnti, si rinviene spesso in acque correnti, e è una tipica predatrice di pesci. In certi casi la dieta di natrice tessellata è esclusivamente di pesci. Alla fine di questa carrellata, le 3 vipere, scusate, le 3 vipere presenti in Veneto. Del Marasso abbiamo accennato già prima della storia delle popolazioni planiziali scomparse, è una vipera che in montagna è ancora abbastanza distribuita, amante è una vipera di alta quota, diciamo che può raggiungere le quote più elevate, quindi si adatta a climi freschi, amante anche di climi, di situazioni ambientali leggermente umide. Mentre invece vipera Amodites, la vipera del corno, è presente in Veneto in una serie di siti caratterizzati tipicamente da macereti o ghiaioni, comunque ambienti molto secchi, molto asciutti, molto drenati, nelle quali sono presenti delle popolazioni di questa vipera che spesso sono anche difficili da vedere perché vivono praticamente in mezzo a rocce, in aree appunto difficilmente arrivabili, raggiungibili, e molto spesso anche praticamente vivono in mezzo proprio ai varchi, agli spazi tra queste rocce, quasi non emergendo in superficie. E la vipera comune è quella che ha la distribuzione maggiore, è presente praticamente in un ambito altitudinale molto ampio, dalla linea costiera fino a qualche migliaio di metri di quota, 2000 metri possono essere raggiunti. Però diciamo che in gran parte della pianura padana è ormai estinta. Nella pianura friulana invece, che è un po' migliore, si trova anche in aree con siepi o boschi planiziari, mentre invece in Veneto rimangono alcune popolazioni presenti sui litorali, ormai isolate e per fortuna, per questioni termiche, vicarianti in qualche modo con i bagnanti, nel senso che i bagnanti che frequentano queste aree molto spesso non si accorgono della presenza di vipera comune. Sto pensando ad esempio al caso di Porto Caleri oppure all'area di Valle Vecchia, perché nel periodo in cui i bagnanti vanno in spiaggia le temperature sono ormai troppo elevate per l'attività della vipera comune, che in quel caso eventualmente svolge attività nelle prime ore del mattino e in certi casi potrebbe anche, come fanno altri serpenti, svolgere attività addirittura notturna. Ecco, con questo ho finito la parte riguardo alla fauna autoctona. Solo un cenno su quella alloctona, ma qui vorrei andare veloce. In Veneto sono presenti degli anfibi e rettili non originari della nostra regione per una serie di motivi. Quello, se volete, un po' meno appariscente è il proteo, che è presente soltanto alle grotte di Oliero, presso, mi sembra, Vastagna, con una popolazione introdotta ormai da più di un centinaio di anni, adesso non mi ricordo quanti precisamente, che si è adattata, però è un anfibio che vive che conduce vita esclusivamente acquatica in ambiente ipogeo, quindi non ha, neanche volesse, non ha possibilità di espandersi oltre la cavità e gli ambienti acquatici di questo complesso di grotte.
Un caso diverso è la rana toro, che è presente in alcuni siti veneti. Per fortuna in questo caso, per qualche motivo, la specie non si sta ampliando, non si sta espandendo, perché altrimenti sarebbe comunque un notevole predatore di altre specie, visto le dimensioni che raggiunge. E poi invece il problema deriva soprattutto dalle quantità di testuggini palustri della specie Trachemys scripta che sono presenti e sono state rilasciate in Veneto in varie aree, soprattutto nelle aree periurbane, ma non solo. Per darvi un'idea del problema di questa specie che entra in competizione con, tra l'altro, con la nostra specie, con Emys orbicularis, ISPRA ha emanato proprio l'anno scorso un piano nazionale per la gestione delle testuggini palustri americane, in quanto la presenza di questa specie è in certi casi effettivamente un problema, una specie più grossa, più aggressiva della nostra Emys, e in certi casi in popolazioni di Emys che sono già problematiche perché sono ormai ridotte al lumicino, può essere il colpo di grazia. Meno problematici invece sono i gecchi, che sono ormai presenti, ma sono presenti da tanti anni. A Verona, ad esempio, il gecko comune era presente già negli anni 70 del secolo scorso, ma che ormai praticamente appaiono da una parte all'altra, trasportati dalle merci. In certi casi si formano anche popolazioni riproduttive di questi animali, ma non entrano in competizione con nessun'altra specie. Anche qua non so se c'è lo zampino del riscaldamento globale nel fatto che queste specie siano in espansione. Di sicuro c'è lo zampino dell'uomo e delle merci che viaggiano in maniera molto veloce. Allora, parlavo appunto della gestione, no? Delle attività gestionali che mi vengono in qualche maniera, che mi vedono coinvolto, e volevo portare questi due esempi. Sono appunto, come dicevo, due casi ben differenti fra di loro. Il primo caso è un caso effettivamente problematico, il secondo caso è un caso, se vogliamo, tranquillo, tra virgolette, un caso di gestione di un'area naturale che ha essenzialmente quella vocazione, che quindi può essere gestito in maniera molto più diretta e molto più finalizzata rispetto a questo primo esempio. In questa prima situazione parlo della tempesta Vaia, la tempesta che penso quasi tutti voi conoscerete, che è avvenuta tra il 26 e il 30 ottobre di ormai quasi 3 anni fa, e che ha interessato una bella parte dell'arco alpino. Durante quei giorni sui monti si è avuto un evento meteo che ha mantenuto dei venti elevatissimi, in certi casi hanno raggiunto e superato i 200 km all'ora, quindi venti effettivamente da uragano, ma che comunque hanno danneggiato, distrutto, direi, una quantità di ettari di bosco che non era in tempi recenti mai avvenuto, una situazione mai avvenuta in Italia. All'estero sono avvenuti in realtà recentemente anche eventi più pesanti rispetto a questo, però in situazioni diverse, insomma, perché in questo caso Vaia ha coinvolto tutta una serie di problematiche. In primis c'è l'aspetto umano e paesi che sono stati isolati, economie che sono state distrutte, e poi ci sono tutta una serie di ripercussioni proprio anche sulla gestione forestale di questi boschi, ma anche da un punto di vista naturalistico. La foto sopra è la foto della valle di San Lucano, tra l'altro un'area in cui si stava studiando la distribuzione sia della lucertola di Horvath che della vipera del corno. In questo caso, se vogliamo, forse la lucertola di Horvath ha trovato nuovi spazi. In altri casi i problemi ci sono stati soprattutto per specie appunto come quella che andiamo a considerare, la salamandra di Aurora, che hanno areali veramente limitati e che
richiedono anche degli ambienti particolari. In Italia sono stati distrutti circa 40.000 ettari di bosco, di cui 18.000, poco più di 18.000 sono stati distrutti in Veneto, e in altopiano di Asiago 3.650 ettari, tra cui parte dell'areale della salamandra di Aurora. Questa è una foto più o meno delle aree interessate dalla presenza della salamandra di Aurora. È una foto fatta con un volo aereo che si chiama Sentinel, che viene ripetuto periodicamente, e tutte queste aree che vedete con questo colore, che è il colore dei tronchi, questa, che arriva fino a qua giù, questa qui, tutta questa fascia qui, queste aree qua, sono aree di alberi schiantati. Quindi la quantità di habitat che è potenziale per la salamandra che è stato sottratto è veramente notevole. Questa è la situazione successiva, con in realtà già una macchina che sta lavorando per l'esbosco di circa, se non sbaglio, questa è una foto di poco più di un anno fa. Gli impatti sulla specie sono stati di diverso tipo. Intanto c'è stato appunto l'impatto di cui ho già accennato, che è derivante dalla distruzione diretta dell'habitat di specie. Adesso è difficile che questi alberi cadendo abbiano ucciso salamandre, cioè, questa possibilità c'è, ce ne sono caduti tantissimi, però tra l'altro la tempesta era una tempesta di scirocco, se vogliamo metterla lì, quindi con temperature relativamente elevate, quindi con tanta acqua, quindi ipoteticamente la salamandra si trovava anche in una situazione poveretta da questo punto di vista, una situazione ideale per la sua attività epigea. Come accennavo all'inizio, questa è una salamandra che ha delle caratteristiche differenti anche rispetto alla salamandra, alla specie o sottospecie nominale, alla salamandra alpina, in quanto la salamandra alpina è una specie che ad esempio si trova facilmente sotto i rifugi superficiali, quindi tronchi, sassi, pietre, ed è quindi ad esempio monitorabile facilmente, tornando più volte nelle stesse aree, rialzando i sassi, si trovano gli individui direttamente sotto questi rifugi. La salamandra di Aurora, o per la sua ecologia o per la tipologia del terreno, in realtà frequenta questi rifugi, però con una frequenza notevolmente inferiore. Presenta un'attività epigea, quindi in superficie, probabilmente in certi periodi, soprattutto con certe situazioni ambientali tipo pioggia e temperature relativamente elevate, ma per il resto probabilmente questa è una specie che rispetto alla specie nominale ha probabilmente una maggiore, anzi scusate, attività ipogea, quindi all'interno del terreno. Comunque, al di là della distruzione appunto dell'habitat, gli impatti forse adesso quelli più preoccupanti possono derivare, o sono derivati anzi in gran parte ormai, eventualmente dalle attività di esbosco, cioè dalla rimozione del legname. Il legname caduto è una risorsa, un valore economico, e quindi e per di più sono stati anche evidenziati dei problemi di sicurezza e potenziali problemi sanitari, fitosanitari, per cui è effettivamente iniziata una serie sono iniziate le attività di esbosco delle aree schiantate, anche praticamente in deroga alla normativa ambientale di cui abbiamo parlato prima, alle misure di conservazione della specie, con un'ordinanza, scusate, emanata direttamente dal capo della Protezione Civile Nazionale, che quindi ha praticamente permesso di agire in deroga a qualsiasi tipo di normativa in termini di conservazione. E facendo una sintesi di quello che è accaduto, le attività sono iniziate, le ditte hanno iniziato a lavorare
e in seguito a una serie di attività effettuate da queste ditte che hanno effettuato un esbosco in maniera non conforme neanche a quelle che sono le regolamentazioni di tipo forestale, è stato presentato un esposto da parte del WWF Italia a giugno dell'anno scorso. Un altro tipo di impatto è può derivare dall'innesco dei focolai di bostrico, che è un parassita del legno, una specie autoctona, però in pratica è una specie che può danneggiare gli abeti e che è presente fisiologicamente, è presente anche al Bosco del Dosso. Quella foto che ho messo è una foto di un albero di questi parzialmente schiantato, quindi ancora vivo però danneggiato, che in qualche maniera rappresenta un possibile innesco di questa specie che può essere effettivamente dannosa e che causare delle notevoli perdite di materiale arboreo e danneggiare il bosco. A seguito comunque dell'esposto del WWF Italia, si è deciso, la Regione Veneto ha deciso di riorganizzare le attività di esbosco. Intanto le attività di esbosco erano state iniziate praticamente comunque in ritardo, sono iniziate più o meno nel 2019 e sono state interrotte per una serie di motivi in primavera del 2020. Uno dei motivi è stato l'emergere del Covid, che ha costretto la ditta, che è una ditta slovena, a rientrare velocemente in Slovenia per evitare di rimanere bloccata in Italia, anche non potendo tra l'altro continuare a lavorare per i lockdown. E la Regione ha deciso quindi di istituire, a seguito di questo esposto del WWF Italia e anche al comportamento della ditta stessa, un comitato tecnico in materia dei rischi di impatto sugli habitat di salamandra tarorore, con un decreto del soggetto attuatore praticamente dell'ordinanza della direzione della protezione civile di qui sopra. Insomma. E di questo comitato tecnico fanno parte direttamente il direttore il commissario praticamente per gli interventi emergenziali post-vaia, il dirigente dell'unità forestale della Regione Veneto e poi 3 tecnici, un tecnico dell'unità forestale, un funzionario dell'ufficio della valutazione incidenza della regione e io come tecnico faunista. Le funzioni di questo comitato sono fondamentalmente quelle sotto. In realtà poi noi speriamo di poter fare anche qualcosa di più, stiamo cercando di fare anche qualcosa di più. Abbiamo fornito supporto alle attività di esbosco, quindi con l'elaborazione di prescrizioni per la modalità di esecuzione dei cantieri. Stiamo effettuando 2 attività di monitoraggio, adesso in realtà il faunistico, quindi sulla presenza di salamandra aurore nelle aree di cantiere riprenderà a breve, ma è stato interrotto per l'inverno. E poi facciamo il monitoraggio sugli impatti delle attività di cantiere. E speriamo anche di poter fare la terza fase, che è relativa alla gestione e la messa in opera di eventuali azioni di ripristino ambientale sulle aree schiantate. In pratica, per ogni cantiere si elabora un documento che viene sintetizzato in un file Excel come questo, in cui si danno delle prescrizioni alle ditte. La ditta è tenuta a seguire queste prescrizioni in maniera pedissequa, cioè non può attenersi che a queste, e eventualmente ci fossero dei problemi di tipo tecnico, perché ad esempio una pista di esbosco non può essere realizzata in una certa maniera, deve contattare il comitato per studiare eventuali modifiche. Questa è una lista ad esempio di una serie di prescrizioni. Adesso non la leggo nel dettaglio, però quelle in rosso sono quelle più importanti. Questa è una lista per un cantiere dove sono presenti dei punti di rinvenimento di salamandra. Abbiamo cercato di differenziare tra quelle che erano i cantieri con presenza
certificata da rinvenimenti di individui, da quelli che sono i cantieri in area di salamandra, quindi in areali di presenza di salamandra, ma dei quali non possiamo in qualche maniera segnare fisicamente il punto. Nel caso il punto ricadesse nel cantiere, anche per un motivo anche puramente così di sensibilizzare, per evidenziare questa cosa all'operatore della macchina, anche se ricade in un'area completamente distrutta dall'evento, questo punto è stato segnato e in qualche maniera diventa un vincolo per l'operatore della macchina. In pratica abbiamo cercato in qualche modo di dare tutta una serie di prescrizioni, di sensibilizzare l'operatore, adesso non c'è tempo di guardarle tutte, anche dettagliando anche le tempistiche, nel senso le tempistiche e le situazioni ambientali, evidenziando e segnalando la possibilità comunque che anche se le aree di cantiere adesso non sono aree idonee per la presenza di salamandra, in certe condizioni ambientali la salamandra può frequentare queste aree, appunto a temperature elevate, relativamente elevate e pioggia. Questi sono alcuni esempi. A sinistra vedete le macchine che operano, non sono macchine di per sé che passano inosservate e possono avere effettivamente un certo impatto. Al di là della salamandra, ma comunque queste macchine, se passano all'interno di un lembo intatto di bosco, possono danneggiarne l'habitat. Per cui, ad esempio, è vietato per queste macchine entrare all'interno di boschi non impattati dall'evento. A destra ho messo per differenza un cantiere che abbiamo effettuato noi come servizi forestali regionali, o meglio come Veneto Agricoltura, in cui il sbosco è avvenuto praticamente con vericello, quindi con i tronchi vengono trascinati fuori dall'area di cantiere attraverso un trattore che ha un impatto diverso. Sotto due immagini di quella che era la situazione di quest'inverno, con evidenziate alcune indicazioni proprio che abbiamo scritto per queste ditte. Il rosso evidenzia un divieto, l'azzurro invece un permesso. Quindi a sinistra abbiamo un limite non valicabile dalla macchina perché poi inizia l'habitat che noi consideriamo ancora potenzialmente idoneo per la salamandra. A destra invece abbiamo dato l'indicazione per la creazione di una pista di esbosco. Il fatto che ci fosse più di 1 metro di neve ha risolto un po' dei problemi che potevano esserci, in quanto, come vedete, questi sono mezzi pesanti che affondano notevolmente altrimenti nel terreno, ma in questo caso la pista è stata creata su neve e quindi non ha raggiunto neanche il terreno. Poi le piste venivano praticamente, questi mezzi, purtroppo non c'è il tempo di spiegare, sono mezzi che praticamente con un unico mezzo prende l'albero, lo taglia, lo fa a pezzi praticamente, poi un altro mezzo pesante più o meno come questo arriva all'interno del cantiere, raccoglie i tronchi tagliati dal primo mezzo e li porta all'esterno dove vengono caricati sui camion. Però tutti questi mezzi sono mezzi che pesano tonnellate, quindi il passaggio di questi mezzi su terreno, su habitat, ha un impatto notevole. La situazione che ci troviamo a affrontare è praticamente questa. Questa è un'area che in gran parte è stata esboscata, era già stata esboscata l'anno scorso, è un habitat che dire che sia idoneo per salamandra di Aurora è un po' eccessivo, insomma, perché la salamandra di Aurora è una di quelle specie che vuole l'ombreggiamento, quindi in questo caso, in questa giornata umida e piovosa, sembrava una brughiera, c'era tanto verde, una brughiera irlandese, però lo stesso ambiente quando si asciuga è comunque un ambiente con un'aridità notevole, con quantità di legno ancora a terra discreta, insomma, soprattutto ramaglie, ma che è tutto da valutare come habitat di salamandra. Ci auguriamo che adesso, proseguendo, si possa avere anche le risorse da mettere in moto, collaborando anche con i gruppi che già lavorano sulla salamandra da anni, in maniera tale da fare un lavoro anche come dire, in sinergia per quanto ognuno di propria competenza per ristabilire velocemente delle superfici di habitat che sono state distrutte a causa di questo malaugurato evento.
Rapidamente invece la situazione ottimale, in questo caso parliamo dell'altra specie prioritaria, il pelobate fosco, che è una specie ombrello, come accennavo prima, è una specie indicatrice della continuità storica degli habitat, appunto. È una di quelle specie che non sopporta assolutamente l'aratura, anche perché sono animali ipogei, si infossano nel terreno, quindi se gli passi sopra con un trattore e un aratro, un erpice, ovviamente non è che ne tragano un grande giovamento. Le attività le svolgiamo a Bosco Nordio, che è una delle aree, una ZSC gestita da Veneta Agricoltura. L'area è praticamente quella della bassa pianura veneta, praticamente siamo sulla costa, una riserva naturale integrale, e stiamo parlando di circa 100 ettari sotto la nostra gestione. E queste sono invece le popolazioni di pelobate venete. Praticamente in Veneto il pelobate, ho solo accennato, è presente soltanto in 3 località, 2 naturali, molto vicine fra di loro, sono sulla costa, praticamente Porto Caleri e l'area di Porto Fossone, sullo stesso cordone di dune della penisola appunto di Porto Caleri, vicino a Rosolina Mare. E la terza località è Bosco Nordio, appunto, dove esiste questa popolazione che si è insediata a seguito del progetto di reintroduzione. Quindi in realtà abbiamo questo triangolo di 3 siti che sono distanti tra loro pochissimi chilometri, che però da un punto di vista ecologico hanno una continuità, diciamo, dei corridoi ecologici che sì esistono, però sono un po', diciamo, anche questo bisognerebbe poi lavorarci, insomma, perché la conservazione all'interno di una ZSC come la nostra sarebbe bene integrarla con degli effetti positivi anche sugli ambienti e i corridoi ecologici che la circondano. E la reintroduzione è avvenuta in questa maniera. Praticamente il progetto è iniziato nel 2007, però gli animali sono stati reintrodotti un anno dopo. Praticamente è stata creata una popolazione riproduttiva in un'area recintata e protetta proprio fisicamente con reti dai predatori. Praticamente abbiamo prelevato delle uova in natura a Porto Caleri. Abbiamo seguito all'interno di questo recinto la popolazione fino alla maturità sessuale e abbiamo rilasciato in natura, nel resto della riserva, le generazioni ottenute da questa popolazione. A seguito di questa prima fase, praticamente quella che sta avvenendo ancora adesso, stiamo ormai a 13 anni, se non erro, 14 anni ormai dall'emissione, dall'inizio del progetto, è la gestione della popolazione in natura. In pratica, attualmente i pelobati si riproducono in natura in maniera autonoma, ma noi gestiamo comunque questa popolazione con degli interventi che sono finalizzati a aumentare il tasso di successo riproduttivo della specie. In pratica raccogliamo le ovature e immettiamo le ovature, alcune almeno delle ovature, perché ora per fortuna questa popolazione fa così tante ovature che non riusciamo a raccoglierle tutte, e le mettiamo in alcune gabbie dove in pratica si allevano i girini. Rilasciandoli in tappe successive, in maniera tale poi anche da in qualche maniera allargare la popolazione di girini presenti all'interno di queste gabbie, all'interno delle quali i girini vengono allevati con alimentazione somministrata da noi. E quindi cominciamo a reintrodurre in natura girini di pochi centimetri, finché praticamente gli ultimi individui che reintroduciamo sono proprio degli animali neometamorfosati alla fine della metamorfosi. Al vantaggio questo tipo di gestione adesso che rispetto alle fasi iniziali si utilizzano poche strutture, non utilizziamo terrari, non utilizziamo impianti, il recinto era comunque un impegno anche se esiste ancora. Quindi in qualche modo diciamo che abbiamo anche dei costi relativi che più di costi economici, in questi casi c'è un problema di costo di tempo e di attenzioni, perché comunque stiamo parlando di allevamenti di animali vivi che possono sempre avere delle problematiche, ad esempio patologie che in vasca si sviluppano più velocemente, più facilmente e che devono essere tempestivamente in quel caso verificate.
questi sono i numeri. Per dire, in pratica dal 2008 abbiamo allevato e liberato 22.142 esemplari di pelobate, di cui solo 757 provenivano dalla popolazione di origine. Quindi il progetto di per sé è un progetto che appunto anche proprio siccome è un progetto autorizzato dal Ministero dell'Ambiente, doveva avere un basso impatto sulla popolazione, e effettivamente questo impatto basso c'è stato, anche perché in realtà parte degli animali che abbiamo allevato quell'anno li abbiamo reintrodotti a Porto Caleri, comunque avendo un effetto positivo, aumentando il tasso di sopravvivenza di quel gruppo di animali. E soprattutto il risultato ottenuto è un risultato che da un punto di vista del bilancio assolutamente positivo. E appunto all'interno del recinto all'inizio abbiamo liberato 715 animali e ne hanno prodotti 3.494. Praticamente questi sono animali che sono stati utilizzati in 3 anni successivi per praticamente in gran parte dare origine alla popolazione libera in bosco. I numeri totali sono riportati sotto, quindi in realtà appunto quello che è fondamentale è che circa il 95% degli animali è nato a Bosco Nordio, o nel recinto oppure in natura. Quindi diciamo che noi consideriamo questo un progetto discreto, discretamente di successo, insomma. In realtà io sono piuttosto prudente, non so quando mai questo progetto potrà considerarsi concluso e potremo dire di avercela fatta, insomma, però la popolazione sta andando bene, insomma, le ovature rinvenute in riserva, come vedete dal 2014, sono in qualche modo aumentate, siamo passato dalle prime 2 ovature del 2014 al 2020 eravamo arrivati a 7, il 2018 è andato un po' meglio, a 12, però ci siamo rifatti quest'anno perché pur non potendo fare il monitoraggio su alcuni stagni che erano troppo ricoperti di vegetazione, comunque rispetto alle 7 dell'anno scorso abbiamo rinvenuto 18 ovature, quindi la popolazione sta in qualche maniera crescendo. Abbiamo i nostri problemini perché nel frattempo appunto è arrivato il gambero della Louisiana, che stiamo cercando in qualche maniera di mantenere con popolazioni relativamente contenute, però insomma gli animali stanno abbastanza bene. Adesso faremo delle indagini genetiche per vedere se questi animali hanno problemi di tipo genetico, visto che derivano da pochissimi animali e in gran parte fratelli fra di loro, però siamo fiduciosi anche perché in altre situazioni gli anfibi colonizzatori hanno dei meccanismi che li liberano, insomma, che riducono o annullano i problemi di inbridi, di rincroci tra fratelli. E in realtà il progetto è stato accompagnato da delle gestioni più generali, nel senso che se guardiamo la reintroduzione naturale degli animali ha seguito anche un po' una reintroduzione, se vogliamo, degli stagni, nel senso che dal 2000 adesso abbiamo realizzato tutta una serie di stagni, i primi nel 2000, e successivamente nel corso degli anni abbiamo praticamente aumentato il numero di stagni fino praticamente quella che è la situazione attuale. Nel corso degli anni i pelobati si sono riprodotti in diversi di questi stagni indicati qua, però attualmente hanno fatto una selezione, non abbiamo ancora capito cosa è successo, ma negli ultimi 4-5 anni praticamente utilizzano soltanto questi stagni, quindi in qualche modo stiamo cercando anche di capire questo, insomma. La creazione degli stagni è tra l'altro una delle azioni del piano di gestione, insomma. Creando questi stagni creiamo degli habitat, abbiamo creato delle dune, abbiamo creato appunto delle nuove zone umide che molto spesso anche rapidamente diventano habitat di interesse comunitario, quindi habitat che arricchiscono ulteriormente la riserva. Questi sono gli ultimi stagni ricreati e questo è uno dei primi. Ho finito praticamente. Sì. Questo è la penultima. Sto correndo. Questo è uno dei primi e in conclusione adesso accorcio il discorso, però la gestione ambientale e naturalistica che facciamo attuata in funzione dell'erpetofauna dà una serie di vantaggi. La ricchezza di habitat e microhabitat ne ho accennato ripetutamente, però anche permette una completa espressione della funzionalità degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici correlati,
cioè tutti quei servizi in qualche maniera che la natura, che la biodiversità può fare nei confronti dell'uomo. Uno dei principali, accennavo al fatto che nella riserva del Bosco Nordio stiamo cercando appunto di incrementare l'utilizzo della riserva da parte del pubblico, è proprio quello, cioè la ricreazione di habitat ricrea molto spesso ambienti e paesaggi come questo di questo stagno appunto più antico dello stagno più antico della riserva, e che diventano punto di forza e di interesse per i visitatori, e che questo riporta da un punto di vista anche proprio così materiale, maggiori entrate economiche, ma anche, e qui non l'ho scritto, fondamentalmente consenso da parte di un'opinione pubblica che molto spesso non ha interesse per le specie di anfibi e rettili o per il pelobate fosco o per altri aspetti legati a conoscenze di tipo naturalistico, comunque un apprezzamento riguardo proprio alla natura in senso lato, rappresentata appunto da paesaggi come questo. Ecco, con questo ho finito. Ecco. Grazie. Allora, grazie Jacopo. Anche in chat sono apparsi diversi commenti, insomma, che ti ringraziano per l'esaustiva presentazione, è molto ricca. E io passo subito, visto che diciamo il tempo è un po' è rimasto insomma un po' pochino, alle domande che ti sono state poste. Allora, perdonami un secondo che mi organizzo. Mm-hmm. Allora, la prima domanda riguarda sostanzialmente la lista rossa del Veneto e ti viene chiesto se la lista rossa ormai è piuttosto datata come documento. Quindi viene chiesto se può essere considerata ancora attuale o se non può essere considerata attuale, se tu sai se ci sono programmi di aggiornamento in corso o in via di definizione. Sicuramente la lista rossa del 2007 è un documento datato e purtroppo diciamo che forse andrebbe aggiornato in negativo, nel senso che molte delle segnalazioni non sono state in qualche maniera confermate. È in corso comunque l'aggiornamento dell'Atlante del Veneto. Diciamo che sì, un aggiornamento eventuale della lista rossa potrebbe anche essere fatto nel corso nell'ambito dell'Atlante, di un possibile aggiornamento dell'Atlante. Però la lista rossa da un punto di vista gestionale ha dei grandi limiti, nel senso che non è uno strumento che ci consente di arrivare a... non viene considerato da un punto di vista appunto formale. Al momento diciamo che forse la cosa da fare sarebbe appunto realizzare una banca dati aggiornata e messa a disposizione degli uffici competenti della regione, in qualche maniera gestita direttamente dalla regione. Non penso che al di là diciamo di un aspetto appunto così divulgativo, una lista rossa possa avere questi risultati. Ok, grazie mille. Lucia invece ci chiede appunto come le malattie come la chitridiomicosi e la ranavirus se siano diffuse in Veneto o se ci siano degli studi in corso su queste malattie. Che mi risulti in Veneto non ci sono studi su questo. Non ci sono neanche degli eventi di mortalità segnalati recentemente che possono in qualche maniera essere ricondotti a problemi di patologia. L'istituto zooprofilattico era di riferimento prima, molto prima dell'arrivo del Covid, che adesso ne assorbe in parte le risorse umane e materiali, e era un riferimento per il ranavirus. Ma diciamo anche per quanto riguarda il chitridio, in alcuni ambienti si discute, almeno per la parte relativa a quello degli anuri, se i problemi del fungo siano una conseguenza di altri fattori o se
o se siano effettivamente loro il problema per queste popolazioni, ecco. Al momento però diciamo che non sono segnalate, almeno in Veneto, criticità. Per quanto riguarda invece il chitridio delle salamandre, è una patologia nuova di cui io sinceramente so poco, però potrebbe avere invece delle dinamiche diverse, perché so che in certi casi, anche in territorio nazionale, è stato evidenziato qualche problema con questa patologia. Sì, in particolare Lucia ti chiedeva dato che è stato accertato sulle Alpi francesi e austriache, se c'era appunto qualche studio specifico sulla diffusione. Al momento no. Ok, grazie. Un'altra domanda che ti viene fatta da Enrico è relativa a un caso specifico del biotopo di Polcenigo a Pordenone, che è una zona nella fascia delle Risorgive tra il fiume di Venza, e una zona che è praticamente nota per una consistente popolazione di rana di lataste. Questa zona è stata definita un biotopo a livello regionale per il Friuli Venezia Giulia, anche se appunto siamo fuori regione, però la domanda che ti poneva Enrico è, siccome questa zona è interessata da una migrazione di anfibi molto consistente, se in attesa che vengano realizzati i sottopassi per gli anfibi, ci sono dei suggerimenti per delle attività di conservazione, di monitoraggio che possono essere fatte nella zona proprio in funzione diciamo, in funzione preparatoria all'arrivo poi di eventuali tunnel. Ho cercato un po' di riassumere, spero di aver fatto correttamente. Beh, io in più parti anche del Veneto sono presenti gruppi attivi, SOS Anfibi ad esempio, che lavorano sulla mitigazione degli impatti del traffico stradale sulle popolazioni soprattutto rospo comune, o comunque in generale degli anfibi. E effettivamente queste azioni in certi casi possono dare dei risultati. Nello specifico non conosco adesso la situazione di Polcenigo. Certo è che di solito, se la strada è una strada storica e l'impatto è un impatto che continua da anni, è poco probabile che questo porti alla scomparsa della popolazione, ecco. In generale diciamo che alcune specie tipo rospo comune hanno una fertilità notevole che comunque consente a queste popolazioni, nonostante le quantità di individui che vengono investiti ogni anno, di sopravvivere e purtroppo di accanirsi nell'attraversare queste strade, insomma. E sì, effettivamente certi casi, sì? Lì c'è un'attività di un'associazione simile a SOS Anfibi che si chiama sempre per gli amici dei Rospi, che fa questa attività di trasporto degli anfibi. Quindi in realtà lui voleva capire più se ci sono delle azioni concrete di conservazione che si possono fare in unione a questa. Sì, allora si discute molto sul fatto di creare dei siti riproduttivi in maniera tale da evitare che le popolazioni debbano migrare e attraversare la strada. Non ci sono esperienze ancora di soluzioni portate come queste. Non so se c'è un sito che mi sembra che si chiami Conservation Evidence, qualcosa del genere, che riporta tutta una serie di esperienze, ma nello specifico non ho verificato se qualcuno ha già fatto qualcosa di questo tipo all'estero. Anche perché in realtà questi animali non è che in certi casi non è che se gli metti a disposizione un nuovo sito riproduttivo lo frequentano, perché un bacino divenga un sito riproduttivo sono necessari degli anni e in qualche modo questi animali devono cambiare delle abitudini che non sono abitudini come le intendiamo noi, insomma, sono risposte a stimoli, insomma, in qualche modo che li conduce comunque a continuare sulla via sbagliata. Però diciamo che in linea di massima la necessità sarebbe quella di evitare. Il fatto di fare i sottopassi o interventi di questo tipo mi lascia un po' perplesso, nel senso che sia una soluzione, ma una soluzione che poi non è che libera dalla gestione, perché il sottopasso intanto deve essere fatto in maniera corretta, in maniera tale da evitare effettivamente, o meglio costringere gli animali a utilizzarlo. E poi il sottopasso va gestito perché si sporca, perché si intasa, quindi in qualche modo il sottopasso deve essere comunque accompagnato da dei gestori. E
Tra l'altro il sottopasso deve essere fatto in maniera corretta, qui non semplicemente prendere dei materiali che esistono già, dei tubi o altro che servono a altre cose e considerarli utili agli anfibi e rettili. E in certi casi si può fare una bella tubazione sotto la strada, ma gli anfibi non la utilizzeranno perché per loro non è un passaggio che risponde a certe esigenze, che ne so, quella di vedere ad esempio il cielo sopra di sé, insomma. Quindi queste cose vanno un po' studiate in dettaglio e purtroppo, o per fortuna, insomma, per chi anche ha qualche maniera è così ben portato a essere coinvolto in prima persona, richiedono comunque l'impegno di purtroppo volontari, insomma, purtroppo perché effettivamente nelle politiche delle amministrazioni, per tutta una serie di motivi, non è che ci sono risorse da mettere in gioco, grandi risorse da mettere in gioco per questi tipi di interventi. Ecco. Ok, grazie. Comunque, insomma, se correttamente progettati e studiati, possono essere comunque una soluzione valida, no? L'importante è che ci sia alla base uno studio adatto, immagino, no? E anche come dici tu correttamente, una gestione che sia efficiente poi di sottopasso. Certo. Un'altra domanda riguarda invece EMIS e TRAC-EMIS. Allora, vabbè, una è ancora correlata a questo, nel senso che chiede appunto quali sono gli aspetti più importanti da tener conto nella progettazione e realizzazione dei passaggi della fauna che interessino prevalentemente gli anfibi, sono questi che hai appena citato. E l'altra invece chiede se ci sono aggiornamenti in letteratura per quanto concerne la competizione EMIS TRAC-EMIS. In parte hai risposto durante la presentazione, ma se vuoi magari dire qualcosa in più. Allora, direttamente non ci sono, almeno per quanto riguarda il Veneto, sicuramente non ci sono dati sulla diretta competizione tra le due specie. Ci sono da parte magari di gestori di aree naturali che si trovano nella difficoltà appunto di avere all'interno della propria area questa competizione e la presenza di TRAC-EMIS. Ci sono delle osservazioni, ad esempio, di impatti diretti di competizione per la termoregolazione, che è quella più evidente, insomma. Diciamo che adesso forse il problema principale che è stato evidenziato è stato l'acclimatamento della TRAC-EMIS, che sembra avere un tasso di fertilità e un'adattabilità maggiore rispetto alla nostra EMIS, che quindi è capace di formare delle popolazioni consistenti. In certi casi, poi in certi siti effettivamente dove i siti di termoregolazione sono limitati, si impossessa del sito di termoregolazione la specie più grossa, più pesante generalmente, che normalmente è la TRAC-EMIS. Le TRAC-EMIS diventano veramente enormi, quindi in pratica in questo caso già questo, la termoregolazione è legata anche alla digestione, insomma alla capacità poi anche di avere l'energia per predare, quindi gli effetti sono probabilmente a lungo termine. Però nella situazione in cui ci troviamo in realtà è difficile isolare da quelli che sono gli effetti di TRAC-EMIS da quelli che sono purtroppo gli effetti della degenerazione, diciamo, delle consistenze delle popolazioni di testuggini autoctone dovuti a cambiamenti ambientali. Ecco. Poi una domanda invece che volevo porti io è, tu hai parlato sia di salamandra che di pelobate e di interventi che possono essere fatti per comunque cercare di creare delle situazioni idonee alla presenza di queste specie, soprattutto dopo eventi, nel caso della salamandra, catastrofici come Vaia. Che tipo di interventi state pensando di mettere in campo per cercare di migliorare la condizione dell'ambiente dopo questo evento? Allora, abbiamo delle indicazioni di base, no? Sul fatto che in qualche modo si debba ricreare un certo tipo di situazione a livello di substrato, di terreno. No? La salamandra è una specie che comunque vive in boschi, in ambienti diciamo tendenzialmente parzialmente ombreggiati, con copertura di muschio delle superfici notevole, che già questo è un indicatore. No? Quindi ci sono già delle indicazioni a livello di bibliografia che indicano, ad esempio, nell'accumulo delle ramaglie
una situazione che può favorire la sopravvivenza dell'habitat, almeno un habitat potenzialmente idoneo per la salamandra. Una cosa che siamo riusciti a fare, non ho detto nell'esposizione prima, ad esempio, in alcune aree limitate, purtroppo sono poche migliaia di metri quadrati, siamo riusciti a far lasciare gli alberi caduti a terra. Una cosa che assolutamente, diciamo, le ditte di Esbosco, ma anche appunto i direttori lavori e anche le guardie poi dopo locali, della polizia locale non ammettevano per tutta una serie di motivi, insomma. E già quello è qualcosa che va in questa direzione. Più che altro quello che dobbiamo capire adesso le modalità per fare questi lavori, nel senso che i servizi idraulico-forestali, no? Ovvero i forestali che sono in carico a Veneto Agricoltura, possono eseguire dei cantieri su queste aree, anzi eseguiranno dei cantieri fitosanitari. Nel senso che la prima esigenza è quella di monitorare e tenere sotto controllo la potenziale espansione del bostrico nell'area. Il bostrico c'è, sono state posizionate in area periferica alcune trappole in maniera tale da verificare la presenza di potenziali focolai che verranno in qualche modo subito bloccati e comunque attirando il bostrico all'esterno dell'area di presenza della salamandra. Quello che stiamo pensando di fare è raccogliere un po' le informazioni, differenziandole anche il tipo di intervento a seconda dell'esposizione, il fatto che il margine dell'area schiantata sia esposto o meno al sole, ad esempio, in maniera tale da consentire effettivamente la creazione di habitat attraverso queste ramaglie, il non isolamento di possibili nuclei, piccoli nuclei rimasti isolati in piccole superfici di bosco non schiantate e in qualche modo l'evoluzione anche del bosco verso un ritorno di un bosco che abbia, almeno per quanto penso io, che possa rapidamente assicurare un certo tipo di microambiente, quindi un certo tipo di ombreggiamento. Ci sono dei progetti, ma non so se saranno applicati lì, addirittura che prevedono una modifica delle specie da impiantare in maniera tale da creare rapidamente una successione, no? Una ricrescita del bosco, non direttamente magari col bosco definitivo che se adesso andiamo a ragionare gioco forza nei piani forestali, di riassetto forestali, vengono considerati boschi produttivi, no? Ma che almeno in una prima fase consenta rapidamente la creazione di superfici ombreggiate. Tutto questo andrà un po' diretto, nel senso che noi speriamo di riuscire a uscire su queste superfici, no? Su queste aree apparentemente degradate in situazioni favorevoli per l'attività di salamandra, per capire se effettivamente, ad esempio, in queste aree dove il bosco non c'è più, le salamandre in qualche maniera siano rimaste sotto da qualche parte. Se effettivamente queste salamandre, come i dati del gruppo di Lucio Bonato hanno dimostrato, si spostano così poco, potrebbe anche essere successo che qualche salamandra che era all'interno di queste aree schiantate, che in certi casi sono aree di diversi ettari, sia in qualche maniera sopravvissuta lì sotto. In quel caso bisognerà qualche maniera pensare a degli interventi immediati per consentirne la sopravvivenza anche a lungo termine, perché gli studi che Lucio sta facendo, insomma, sugli effetti di Vaia sulle popolazioni di salamandra, sono studi che, come lui dice, sono studi che daranno il risultato fra diversi anni, perché queste salamandre hanno una dinamica di popolazione lentissima, il pelobate ha una dinamica rapidissima, in 3 anni si matura, si riproduce e al massimo in 6 anni muore. Le salamandre hanno tutto più rallentato, insomma le femmine pelobate depongono migliaia di uova ogni anno. Una femmina di salamandra fa un piccolo ogni due anni, quindi stiamo ragionando su situazioni che hanno una velocità, una dinamica completamente diversa. Quindi quello che ci auguriamo è che appunto questa sinergia tra chi studia le salamandre e chi può mettere a disposizione delle risorse per la gestione, insomma, di questa emergenza, che è un'emergenza di tipo naturalistico, ma è un'emergenza anche se ragioniamo con i forestali da un punto di vista forestale, insomma, nel senso che
i boschi che dovevano rendere in una certa maniera si sono trovati a perdere valore, producendo quantità enormi di legname che sono stati che si è deprezzato rispetto al potenziale capitale che avrebbe potuto fornire. Quindi anche da un punto di vista della gestione forestale bisognerà in qualche maniera che le parti in gioco facciano ognuno la sua parte, insomma, e che si riesca a armonizzare tutto quanto. Insomma, quei boschi sono boschi che hanno perso superfici e in questo momento è difficile ipotizzare che debbano perderne ancora, insomma, per un motivo produttivo. Insomma. Grazie. Risposta un po' complessa. Sì, grazie Jacopo, però insomma era bene anche insomma, precisare come questa specie sia molto rara e come hai detto tu appunto anche con cicli riproduttivi molto lenti, e per cui è sicuramente una specie che poi è un piccolo gioiello, no? Come la chiamano in altopiano, perché beh, se posso dire, comunque l'atteggiamento della regione rispetto a quello che aveva 2 anni fa, se vogliamo tornare indietro, è un po' cambiato, nel senso che ci si è reso conto di alcune necessità, insomma, il fatto anche di aver messo, secondo me, il fatto di essere andati dalle ditte e avergli messo dei paletti, proprio paletti fisici, dei punti sul terreno, in qualche maniera rende la ditta più che consapevole del fatto che in quel punto c'era una salamandra, è un modo per fare un remind, no? Dire, bene, noi ti abbiamo detto che qui c'è un problema, però il fatto che io venga lì sulla neve e ti faccia un cerchietto, quel cerchietto è una salamandra in qualche modo, quindi effettivamente l'approccio comunque della ditta in qualche modo deve essere diverso. Poi ovviamente stiamo parlando di una catena di subappalti lunghissima, quindi effettivamente il problema è distribuito lungo la catena, però è un problema che non è solo un problema naturalistico, perché la segnalazione che è stata fatta con l'esposto, in realtà su cui si basava l'esposto, i problemi su cui si basavano l'esposto che è stato fatto l'anno scorso, sono dei problemi che erano stati evidenziati anche dagli stessi forestali, perché la ditta comunque aveva lavorato al di fuori anche dei semplici regolamenti forestali, che non sono regolamenti naturalistici, ma sono regolamenti semplicemente che sono finalizzati a mantenere la produzione del bosco. Quindi. Speriamo che insomma sia l'inizio di una strada per la coesistenza tra l'economia e la conservazione. Per quanto riguarda, ti faccio l'ultima domanda che viene da Marta e ci chiede se ci sono delle attività previste per studenti o appassionati per conoscere specie e habitat protette dal vivo con attività di campo. Covid permettendo. Esatto. Beh, voglio dire, non so, qua possiamo rispondere anche insieme, per ognuno per la sua parte, no? Nel senso che Veneto Agricoltura nelle proprie aree fa attività anche di divulgazione, anche rivolto ai semplici visitatori, molto spesso con attività che da un punto di sono tra ludico e didattico, insomma. L'associazione Faunisti Veneti, di cui faccio parte io, in realtà fa attività un po' più tecniche e anche finalizzate in certi casi a questo. Il fatto di poter andare sul campo in questo periodo è limitato fortemente dal Covid. Per gli studenti, dipende che tipo di studenti andiamo a parlare, insomma, noi come Veneto Agricoltura ospitiamo studenti in stage, studenti universitari in stage. Non so se la domanda era relativa a quello, insomma. E in quel caso cerchiamo di offrire agli studenti delle occasioni per fare esperienze su quello che facciamo noi, magari declinandolo su aspetti un po' più, magari meno così amministrativi, gestionali puri, ma andando su aspetti un po' più scientifici o di interesse. Spesso magari lo studente ci permette di approfondire delle cose un po' più tecniche, scientifiche. E poi dopo, per carità, gran parte del lavoro che io faccio, ad esempio su Pelobate Fosco, è un lavoro di volontariato, quindi in realtà
teoricamente potrebbe anche essere, se una persona è particolarmente interessata e vuole cominciare a lavorare su queste specie. In passato abbiamo lavorato anche con volontari, insomma, poi ovvio che quello che facciamo noi è difficile per un volontario, a meno che non sia un volontario particolarmente appassionato, continuare a farlo nel tempo, insomma. Ecco, eventuali attività di Veneto Agricoltura vengono comunque pubblicizzate sulla nostra pagina, insomma, e sul nostro sito Facebook. Ok, grazie. Jacopo, sì, come hai detto tu, anche l'Associazione Faunisti Veneti fa dei corsi specifici su queste attività di campo, proprio per illustrare dal vivo la presenza di queste specie, sempre Covid permettendo, chiaramente. Allora, adesso io ti ringrazio, ti riporto un po' dei complimenti che ti sono stati fatti sulla chat, bella relazione, ottima e dettagliata, insomma, e molti altri, però passo poi la parola al professor Stefano Malavasi che per la chiusura finale. Io ti ringrazio molto. Grazie a te. Mi unisco anch'io ai numerosi complimenti e ringraziamenti che Jacopo ha ricevuto dai nostri ascoltatori. Anch'io mi unisco perché è una presentazione molto interessante, esaustiva, che rivela veramente una ricchezza, una complessità di queste specie come adattamenti, come tratti biologici, ma anche direi una complessità di problematiche gestionali che vanno affrontate. Insomma, una volta Jacopo ricorderà, questa fauna veniva messa nel novero della fauna minore, no? Veniva chiamata fauna minore. Adesso mi pare che si capisca bene che di minore non c'è nulla, insomma, in questa componente faunistica rispetto ad altre componenti faunistiche, e questo si vede anche dall'interesse che le persone mostrano verso i rettili e gli anfibi, un interesse che mi dicevano anche persone che operano nelle associazioni ambientaliste, che comincia a non essere tanto inferiore, tanto minore rispetto all'interesse per i mammiferi e gli uccelli, no? Anzi, sembra che i rospi muovano quasi più interesse dei mammiferi e degli uccelli, cosa che effettivamente dimostra come sia aumentata molto non solo l'importanza, ma la percezione, direi, dell'importanza di questa componente faunistica. Detto ciò, volevo ricordare il prossimo evento del 21 maggio, dico bene, che sarà tenuto dal dottor Turin di Bioprogram e che sarà dedicato alla fauna ittica, un inquadramento sulla fauna ittica del Veneto, e dunque un'altra componente che una volta spesso veniva messa nella fauna minore e che invece pure solleva molto interesse e molte problematiche di notevole rilevanza. Bene, quindi ringrazio tutti quanti, in particolare Jacopo, ma anche tutti gli ascoltatori, tutti quelli che sono riusciti ad arrivare fino adesso.